Bene. Possiamo cominciare, così intanto do lettura. Possiamo cominciare, segretario, se vuole passare l'appello. Faccio partire. Somma Dossi Matthew. Presente. Sarai Laura. Mocellino Ana. Bacin Luca. Livieri Giovanna. Bula Bruno. Pellizzari Stefano. Gazzola Kevin. Pasqualato Luca. Tondi Massimo. Comin Pamela, Regina Tolino e Zanotto Renato. Quindi tutti presenti. Bene, buonasera anche al pubblico. Do lettura dell'ordine del giorno. Questa sera abbiamo 8 punti all'ordine del giorno. Come primo punto abbiamo approvazione piano di protezione civile, aggiornamento e scambio informatico. Al secondo punto abbiamo comunicazione e prelevamento del fondo di riserva. Al terzo punto abbiamo presa d'atto errore materiale delibera del Consiglio Comunale numero 43 del 29/12/2025. Quarto punto abbiamo approvazione schema di convenzione per coordinamento, gestione e sviluppo dei servizi e progetti del Polo Bibliotecario di Castelfranco Veneto, quinquennio 2026-2030. Al quinto punto approvazione regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco, videolotteri, nonché di pratiche ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque nei giochi con vincita in denaro leciti, comprese le scommesse. Sesto punto, approvazione del regolamento per la disciplina dei sistemi della videosorveglianza sul territorio del Comune di Fonte. Settimo punto, approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 e della relazione di cui l'articolo 151 del decreto legislativo 267 dell'anno 2000. Ottavo punto, variazione al bilancio di previsione 2026-2028 ai sensi dell'articolo 165,2 del decreto legislativo 267 dell'anno 2000. Verifica del permanere degli equilibri di bilancio, applicazione parziale avanzo rendiconto 2025. Quindi questa sera partiamo dal primo punto dell'approvazione del piano di protezione civile, aggiornamento e scambio informatico. Prima di lasciare la parola al consigliere Bulla che ha la delega, volevo ringraziare anche l'ingegnere Ghizzo che è presente questa sera, che ci farà lui l'illustrazione, e volevo ringraziarla a nome di tutta la comunità del Consiglio Comunale per il lavoro svolto finora, quindi grazie per essere qui stasera. Lascio la parola ora al consigliere con delega Bruno Bulla. Buonasera anche da parte mia, sarò molto breve visto che il lavoro l'ha fatto tutto Achille e io mi limito a presentare quello che è il dispositivo di legge che siamo chiamati a disporre, ma al di là di quello che sono le norme che dobbiamo applicare, ciò che è importante è questo strumento che identifica i rischi del territorio e stabilisce le procedure nei casi di emergenza. Sono felice che questa sera tutto quello che verrà presentato possa essere visto anche dalla cittadinanza attraverso lo streaming, perché è uno strumento molto importante e soprattutto la protezione civile deve essere patrimonio culturale di tutti i cittadini. Quindi non mi dilungo più e lascio la parola all'ingegner Chizzo che provvederà all'illustrazione del piano. Buonasera a tutti, sono Achille Ghizzo, ho il compito, come accennava il sindaco, che ringrazio per le parole che mi ha riservato, il piano di protezione civile. Non è cosa semplice, io più approfondisco più mi rendo conto che le difficoltà connesse alla materia sono crescenti. Cerco di farlo in maniera sintetica, lasciando poi, a seconda della discrezione dell'amministrazione, aprire un dibattito in materia di protezione civile. Il piano di protezione civile è articolato in strati. Il primo strato è la progettazione, il secondo l'aggiornamento o manutenzione, il terzo si chiama informazione, il quarto formazione.
Credo non valga molto la pena soffermarsi sui primi due, nel senso, non per dire che tutto ciò che viene messo prima su carta e poi tradotto, è colpa mia, no? Tradotto in azioni operative, vede come sfondo uno scenario normativo. Quindi vuol dire che quando si dice qualcosa c'è l'obbligo di richiamare la norma di legge da cui si parte, di richiamare le fonti da cui sono state estratte le informazioni per giungere ad una conclusione che è il piano di protezione civile comunale. Quindi questo è un passaggio molto importante. Dicevo, c'è un terzo strato che si chiama informazione. Qual è la caratteristica più importante del piano di protezione civile? Beh, è uno strumento che deve essere efficace, cioè in un contesto emergenziale ciò che dice il piano deve essere applicato e deve essere misurata l'efficacia di ciò che dice. E voi capite che, come in tutti gli altri contesti, se i destinatari che debbono collaborare, in questo caso la popolazione, non è sufficientemente informata, la collaborazione non c'è, ma se non c'è la collaborazione, il piano di protezione civile non può raggiungere lo scopo primario che è essere efficace. Allora, ci sono almeno due, anche se sono tre, le modalità perché questa informazione venga veicolata. La prima, sul sito ufficiale del Comune è possibile, e poi lo vedremo concretamente, è possibile in ciabatte, in divano, quando voglio, vedere il piano di protezione civile. Cosa significa vedere? Non significa farsi carico come cittadino della dimensione normativa, dell'utilizzo quali banche dati. No. Possiamo stringare la conoscenza a cose semplici, anzi semplicissime. Perché? E il motivo è molto chiaro. In caso di evento, nessuno, compresa l'organizzazione del piano di protezione civile, ci porta nelle aree di attesa. Nessuno. Allora significa, un po' quello che capita quando si va al seggio elettorale, porsi la domanda: in che via abito? Via Roma 57. Bene, la sezione elettorale a cui mi debbo recare è la numero 3 o 33, dipende da dove siamo. Con questa logica, il primo passo che garantisce informazione e quindi collaborazione è sapere dove sono le aree di emergenza, di attesa, perché, ripeto, nessuno, compresa l'organizzazione del piano di protezione civile, quindi la stazione appaltante, che poi è il comune, che ha giurisdizione sul piano medesimo, contribuirà a farvi raggiungere le aree di attesa. Quindi dobbiamo conoscere. Allora vuol dire che, oltre al sito ufficiale del comune, dove anche in maniera, ritengo, simpatica, nel senso che è semplice, ma anche si adoperano strumenti che normalmente con l'amorosa, l'amante, la moglie, il figlio, eccetera, a fine settimana diciamo: dove andiamo? Al lago di Garda. Ma dove? È in via Pinco Pallo numero 5. Ah, via. Andiamo a vedere dov'è. Poi c'è l'omino, tiri l'omino e vedi anche in 3 dimensioni. E qua è la stessa cosa, solo che vediamo il piano di protezione civile. Costo per i cittadini 0, nel senso che è un'applicazione che Google mette a disposizione, non costa nulla. Dicevo, fa capolino una seconda componente informativa che è la cartellonistica verticale di protezione civile, che è di 2 tipi: di sito, quindi si arriva al solito campo sportivo in cui è stata allestita l'area di attesa o l'area di ricovero,
e il cittadino si rende conto che ha raggiunto l'obiettivo, quello che dicevo prima. Da casa è stato segnalato un evento, quindi un rischio, e autonomamente si è portato. Il secondo tipo di cartello è diverso, cioè per arrivare al campo sportivo devo essere in qualche modo aiutato. E quindi prima del campo sportivo si mettono della segnaletica, normalmente bifacciale, quindi posso arrivare da un lato e anche dall'altro, e sollecito proprio il verso da percorrere per. La terza componente informativa è un po' quella che io mi diverto di riconoscere come la migliore, nel senso che la platea a cui ti rivolgi sono i ragazzi, i ragazzini, scuola, gente cioè che può mettersi entusiasmo e passione per capire qualcosa che nella vita è molto importante, perché si tratta di capire come difendersi in caso di pericolo. Mica è banale. Il quarto strato, e poi chiudo questo aspetto, il quarto strato è la formazione. E qui, Sindaco, io sottolineo sempre la struttura comunale per prima deve parlare il linguaggio della protezione civile. Deve aver letto bene il piano, deve cioè costituire il primo ingranaggio importante da cui partono le azioni di contrasto a un evento. Perché questo? Perché il piano, lo vediamo adesso, è costituito da una relazione generale. Lasciamo perdere il numero di pagine, che purtroppo sono sempre troppe, molte, ma così è, perché la norma lo prevede, che è il nucleo delle regole guida su cui si regge il piano di protezione civile. La parte operativa viene, a partire da queste linee guida, tradotta in piani operativi speditivi. Vuol dire che se prendo l'elenco dei rischi e do applicazione alle linee guida, arrivo a dire chi fa che cosa, quando, come. Si tratterà di qualche mese. Sarà reso disponibile anche uno strumento che permette di governare questo processo di comunicazione. Cioè, se io ho il gruppo AVAB, che è a Pieve del Grappa, che collabora in caso di incendio boschivo con la struttura interna del comune, vuol dire che ho definito una catena di comando. Vuol dire che ho definito una catena di responsabilità. In questa logica vengono elementarmente, per certi versi, perché ognuno di noi sa che cos'è una mail, quindi un oggettino che però ha una data, ha un destinatario, ha un mittente, ha un oggetto, ha un allegato, insomma, tanta roba, si direbbe con una battuta, che permette di caratterizzare le comunicazioni che capitano tra la stazione appaltante, che è il comune, e uno dei soggetti cooperanti. Associazione Nazionale Alpini, l'AVAB, Croce Rossa e chi più ne ha più ne metta. Attenzione, è finito il periodo del fai da te, del botta sulla spalla, del tu fai questo. No. Le persone che vengono coinvolte sono sempre persone che, oltre a veder tutelati i propri diritti, debbono presentare una competenza in materia. Se io faccio usare un'idrovora, devo farla usare a chi sa che cos'è un'idrovora, sa che c'è un motore elettrico, sa. Se c'è un platano lungo la Schiavonesca che è caduto, ho la necessità di intervenire il più rapidamente possibile
con una motosega per bla bla bla. Beh, non do mica una motosega in mano alla signora, qui sa fare bellissime cose, ma se do una motosega alla signora, insomma, qualche dubbio mi viene. Allora, voi capite che comunicare le azioni da svolgere, che sono le azioni pianificate, nel senso che debbo sapere quali sono, a carico di determinati soggetti cooperanti, significa aver preventivamente creato un piano operativo speditivo legato al singolo rischio e messo nella condizione di dialogare. Il dialogo avviene con strumenti semplici e fondamentali per avere la cosiddetta tracciabilità del flusso operativo. Perché? Perché il sindaco, che è a livello comunale autorità di protezione civile, alla fine, supponiamo, di una esercitazione, deve non solo avere contezza del numero di azioni che sono state svolte, ma anche di avere un primo livello di efficacia di ciò che è stato fatto. Ok? Inquadrare le attività di protezione civile da questo punto di vista è impegnativo, ma è non solo previsto dalla norma, è una sollecitazione che viene da chi vuole tentare di prevenire nel miglior dei modi il peggio. Vado ad un altro punto. Come vi dicevo, il piano di protezione civile vede la relazione generale, le procedure di emergenza e poi dei piani operativi speditivi di natura sismica, in questo caso, incendio boschivo e allagamenti. Queste attenzioni in ragione di cosa vanno calcolate? In ragione del fatto che un rischio è prevedibile o non prevedibile e in ogni caso produce effetti completamente diversi a seconda della zona in cui io vado a ipotizzarlo. Se sono a Fonte Alto, il comportamento, la reattività del territorio a fronte di uno stesso attacco, diciamo così, di evento di rischio, di natura alluvionale, di natura sismica, è completamente diverso. Allora vuol dire che l'abilità nel contrasto è legata anche al fatto di aver sufficientemente codificato le azioni pianificate da porre in atto, perché altrimenti se uno pensa di essere completamente in pianura e invece si trova che la pendenza è del 20%, 30%, beh, i mezzi non vanno, perché è bagnato, perché le ruote... Insomma, ci sono delle tecniche perfette per peggiorare la situazione, non per migliorare. Non so se mi sono spiegato. Non per tutelarci, non per contrastare, ma per aggiungere confusione a confusione. La domanda che viene fatta più spesso è: ma dato un rischio, da dove partiamo? Cioè, cosa facciamo? Beh, la tecnica è abbastanza, come si può dire, ben rappresentata se andiamo a vedere le cosiddette procedure di emergenza. Cosa fa questo documento qua? Vabbè. Allora, ogni documento che, se volete, potete vedere, presenta i cosiddetti segnalibri, quindi vuol dire che se andate, scorrete l'indice, potete giungere immediatamente a ciò che vi interessa. Ok? Allora, per esempio, vedete che parlando di procedura vengono richiamati tutti i possibili rischi. Ok?
Quello che è interessante, secondo me, in questo contesto qua vostro, è le finalità di questo fascicolo. Quindi ho l'elenco dei possibili rischi. Forse non vedete, non vedete, non so. Sì? Vedete qualcosa? Quindi rischio sismico, blackout, neve, gelo, incidente stradale, ferroviario, industriale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma soprattutto dice: vi siete resi conto che è necessario riconoscere lo stato in cui versa questo rischio? Quindi attenzione, preallarme, allarme, cessato allarme. Perché? Perché diverse sono le azioni da riservare all'evento medesimo. Dopodiché, rischio per rischio, dà le coordinate essenziali, non di dettaglio, ma essenziali, in ordine alla catena di comando e alla catena di responsabilità. Quindi sbucano i membri del COC, Centro Operativo Comunale, piuttosto che i responsabili di funzioni di supporto. Quindi vuol dire che leggendo questo documento si è nella condizione di dare una prima veloce risposta a ciò che va fatto per. A corredo, ci mancherebbe, prima parlavo di mail, il sistema cosa fa? Va automaticamente a dire: ma il documento Word, per esempio, che tutti sappiamo che cos'è, piuttosto che Excel, che mi alleghi, è noto? Sì, certo che è noto, è nella modulistica. Oppure il piano di protezione civile, che cos'è? È un insieme di schede che hanno una corrispondenza sul territorio, lo vedremo tra un attimo. Perché? Perché così come io indico una scheda, devo anche vedere dov'è. Altrimenti il cittadino in ciabatte a casa non vede un bel niente. Dov'è? Non sa riconoscerle. Non ho ricordato prima, a proposito di aspetto informativo, dobbiamo portare la cittadinanza a riconoscere la segnaletica di protezione civile al pari della farmacia, della chiesa, del municipio, del campo sportivo, perché questa familiarità qua aiuta a fare che cosa? Ad assolvere al primo impegno che il cittadino fa verso se stesso, di portarsi alle aree di attesa. Il punto finale è questo. Allora abbiamo detto che da casa il cittadino può vedere che cosa? Vediamo se è vero o non è vero. Internet è sempre un po' avaro, ma confidate che alla fine sarà dalla nostra parte. Eccolo qua. Allora, vedete, il cittadino a casa vede a sinistra le schede del piano. Per esempio, aree di attesa, famose aree di attesa di cui parlavamo. Però interessante e anche la cosa simpatica qual è? È che al di là di riconoscerlo con un simbolo ben preciso, vedete una A in verde scritta in nero, eccetera, se il cittadino fa doppio clic, il sistema dice: ah, guarda, sai dove sei? Sei qua. Ok? Quindi comincia a memorizzare rispetto a dove abita o abita la nonna, la zia, l'amorosa, eccetera, eccetera, comincia a collocare l'area di attesa sul territorio, quindi porre in corrispondenza la scheda con l'oggetto sul territorio, che è quello che serve perché questa benedetta informazione necessaria per rendere efficace il piano venga raggiunta. Se invece delle aree di attesa mi interessano le aree di ricovero, faccio così e il sistema rimane
Qui perché? Perché qui abbiamo insiste sia l'area di attesa sia l'area di ricovero. Abbiamo istituito anche un'area, perché è resa obbligatoria fino a un anno fa, se un comune non era sede di centro operativo misto, vuol dire quello che vede anziché il sindaco come coordinatore il prefetto, non era obbligatorio avere un'area di ammassamento, che è quella in giallo. Cos'è l'area di ammassamento? È l'area in cui i mezzi necessari, per esempio, per la movimentazione terra, vengono ammassati, appunto. Okay? Quindi ha un senso logistico, distributivo logistico ai fini delle attività che sono da svolgere. In questo caso qua, se noi facciamo eccolo qua, vedete che il cittadino ha modo anche di dire, vabbè, al di là del numero di schede che non interessa a nessuno, si dice denominazione area pubblica di tipo S o ne di fonte, compresa tra via San Pio X e via Santa Margherita. La superficie è 2.857,42 centesimi e il codice ISTA del comune di cui stiamo parlando è 26029. Vabbè. Allora capite che ho il territorio, ho gli oggetti che sono il corrispondente delle schede del piano e quindi ho la possibilità di farmi informare, ripeto, da casa. Non occorre disturbare il segretario comunale per dire mi autorizza ad accedere, no, i segretari comunali hanno altro da fare. Posso farlo direttamente a casa, da casa. E quindi nel momento in cui, anche qua io sollecito a che vengano fatte esercitazioni, il cittadino che viene coinvolto, insomma, l'ABC c'è, sa dove stanno le aree di emergenza. Ecco, io mi fermerei qua, Sindaco, se non ha nulla in contrario, e rimango a disposizione per ciò che riterrete. Sì, io la ringrazio perché da sindaco si sa, la responsabilità ricade sempre nei momenti difficili dopo avere qualcosa, uno strumento così anche veloce in caso di emergenza, senza star là a cercare nelle carte, è veramente un'intuizione molto molto utile questo. Di fatto se abbiamo aggiornato secondo le normative che sono aggiornate, quindi non so se qualcuno vuole fare un intervento, ha qualche domanda da fare sugli interventi. Sì, un breve intervento giusto per dire, ringrazio l'ingegnere per la spiegazione ovviamente e per far presente che Fonte era già dotato di un piano di protezione civile, che questo si tratta di un aggiornamento, che era già stato sviluppato abbastanza bene, credo, come piano della protezione civile negli anni passati. Ecco, noi avevamo fatto un accordo con l'AVAB che per quanto riguardava l'informazione, che 2 o 3 volte all'anno andavano sulle scuole, tenevano delle giornate e informavano i ragazzi. Adesso questo strumento senz'altro sarà valido perché uno che può vedere il piano da casa è senz'altro utile, però volevo così far presente che noi avevamo già iniziato un sistema di informazione che andava alle scuole e sulle manifestazioni che tenevamo qua in paese, varie feste, sagre, c'era sempre la protezione civile col suo chiosco che informava i cittadini, che spiegava e che cercava anche volontari ovviamente divulgare e informare. Ecco, volevo solo far presente che eravamo già dotati, che non era stato detto di un piano. Ma io non mi prendo mica nessun merito. No, ma volevo solo perché insomma ci abbiamo lavorato parecchio e tenevo a far presente che eravamo già dotati di un piano di protezione civile. Sì, considera, infatti il titolo è approvazione piano di protezione civile, aggiornamento e scambio. Quindi, sì.
Diamo atto che erano già stati fatti due piani, se non sbaglio, uno nel 2016, uno nel 2021, se non ricordo male. È un obbligo di legge anche l'aggiornamento, ma proprio si parlava proprio prima con l'ingegnere Ghizzo che questa materia è in continua evoluzione e quello che fai oggi già domani lo devi riprendere, perché le evoluzioni sono all'ordine del giorno, cambiano le condizioni atmosferiche, cambiano i rischi del territorio, cambiano le cose, quindi non è merito né nostro né vostro averlo fatto, al di là che è un obbligo di legge. Io dico che è importante che riusciamo a creare la cultura nei cittadini, perché il primo passo sono loro. Poi l'AVA va benissimo, abbiamo già concordato anche con l'ingegnere di fare anche 2 serate con la popolazione per illustrare, per rendere edotti tutti i cittadini del piano, ma non sarà mai abbastanza se non riusciamo a creare la cultura della protezione civile sui cittadini. Quello è l'obiettivo maggiore secondo me. Poi tutto il resto lo dobbiamo fare ovviamente. Bene. Volevo fare una considerazione personale, ringrazio dell'ottimo lavoro. Non è, le dico la verità, io personalmente non sono riuscito proprio a leggere tutto l'aggiornamento perché insomma era un malloppo. A tempo. Non sarei corretto dire che ho detto tutto, però un ottimo lavoro. Invito invece il sindaco e la maggioranza appunto a trasferire queste informazioni proprio ai bambini delle scuole, soprattutto che sono forse i più adatti a recepire questo tipo di messaggi e imparare e crescere con questa cultura della protezione. Sì, perché lo puoi mettere sotto forma anche di un gioco, di i più piccoli Cartoni magari, animati. e diventa forse dopo una cosa che può servire da adulti. Speriamo mai, però insomma ecco, qualche volta purtroppo succede. Grazie. Bene, grazie del suggerimento. Bene, sì? Allora, volevo dire una cosa. Tanto si vede che il piano è molto completo, nel senso che entrando in rete si può vedere le schede, eccetera, eccetera. È benissimo che i ragazzi vengano coinvolti, perché a scuola è più facile, sono già lì e quindi per loro, come diceva qualcuno, può diventare un gioco, ma un gioco che educa, che forma. Volevo chiedere, negli altri comuni, sì, oltre a questo discorso delle scuole, che va benissimo, non c'è dubbio, come si è coinvolta la popolazione? Si è cercata, che ne so, una persona per ogni via, qualcuno che sia magari un riferimento per le famiglie del borgo, che ne so, cose di questo tipo? Perché è vero che qualcuno poi in pantofole sul divano lo può guardare, sì. Però è anche vero che aspettare che i ragazzi di adesso diventino adulti vuol dire magari correre dei rischi che per 10, 20, 30 anni magari non... Ecco, io le risponderei così, dico la verità, partecipo a molti incontri e la partecipazione è... E potrei entrare nel merito e dire, probabilmente chi ha proposto non ha saputo creare emozioni. No, non è così. Quale può essere però la risposta, giustamente dice lei, da dare prima che chi ne ha 8 ne abbia 18 o 28? La tecnica potrebbe essere quella di dire, faccio sì in presenza degli incontri con la popolazione, ma sebbene in forma ristretta faccio delle esercitazioni, le comunicazioni di queste esercitazioni vengono estese chiedendo banalmente, secondo un criterio selettivo di qualche genere, che so, i rapporti con il vicinato, qualcuno si presta anche adesso per fare un po' da interfaccia verso l'amministrazione. I documenti che vengono generati automaticamente arrivano alla persona, a quella persona. Quindi un primo criterio utile è quello di dire a fonte alto, onè, eccetera, abbiamo una decina,
sono ancora di più, ventina di persone che diventano destinatarie di ciò che in realtà rappresenta le esercitazioni che abbiamo fatto, magari in forma ristretta, ma ancorché ristretta, non meno significativa. E dal punto di vista della diffusione dello strumento di protezione civile, questo è fondamentale. Perché? Perché ho 20 persone in più che sanno, magari possono chiedere questa mail, che senso ha? L'allegato che vedo agganciato, che posso essere aiutato a comprendere? Beh, è un'occasione che aiuta la propagazione, è come tirare un sasso nello stagno, no? In maniera concentrica aiuta a diffondere. Questo ho visto che è un criterio che non obbliga nessuno, ma è destinatario di. Dove? Nella classica email achilleghizzo@gmail.com. Niente di più. Ognuno di noi ha una. Quindi, utilizzando cose semplici e quotidianamente utilizzate dalle persone, riusciamo con altrettanta semplicità a dire: guarda che ti è arrivata quel documento, l'hai visto? Come ti chiami tu? Kevin, Kevin, ti è arrivato il messaggio? Sì? Beh, per età e per impegno civico che hai sedendoti qua, svilupperai un po' di interesse. Sviluppando l'interesse propaghi quell'onda che poi aiuta a porsi la domanda cosa è successo, perché, per come, insomma un'occasione in più, una maniglia in più per diffondere la cultura della protezione civile. Penso di essere... Quindi, ingegnere, mi sembra di capire che bisogna trovare 10, 20, 30 persone che in qualche modo si rendono disponibili a fare delle esercitazioni programmate. Più che altro vengono rese destinatarie di informazioni che debbono suscitare interesse. Ok? Per esempio, i consiglieri, tutti, mica sono nella catena di comando compresi, ma possono essere destinatari. Non so, abbiamo già raggiunto un obiettivo, vuol dire che il numero di soggetti che è informato di quello che è capitato sono anche i consiglieri comunali. Dico i consiglieri comunali per... no? Una volta ricevuta la mail, cioè se io non ho avuto una diventa impegnativo. Sì. Diventa impegnativo niente, perché diventa impegnativo quanto ogni giorno ci arriva una mail in cui ci dice, che so, ecco, eccetera, eccetera. Però leggo, vedo, mi faccio un'idea, insomma è un percorso di formazione utile che potrebbe in qualche maniera erodere il muro di indifferenza che, le dicevo 5 minuti fa, spesso si registra quando dici venite che facciamo... Bah, insomma, non vedo una grossa partecipazione, non c'entra niente Fonte, non c'entra niente la provincia, non c'entra niente la regione, c'entra che è così. E poi, per carità, tutti quanti pontificano quando succede, ma dopo però. Bravo. Bene. Grazie per la discussione proficua. Sì, no. Sarebbe utile magari anche proporre al di là, proprio per reclutare dei volontari, sarebbe utile proprio alla cittadinanza stessa, attraverso delle serate informative, venire a conoscenza di questo strumento che si può trovare all'interno del sito comunale, cioè al di là del reclutamento di personali, di volontari, cioè anche per il cittadino stesso avere un'illustrazione di come funziona. Penso che nel bollettino comunale l'informazione ci sia, o possa essere messa. Adesso io non entro nel merito. Sì, Consigliere Bulla anche ha detto che un paio di serate verranno programmate. Si potrebbe valutare anche fare con i canali che abbiamo, anche WhatsApp, delle pillole
informative sulla protezione civile che arriva proprio in mano e quindi non devi andare alla ricerca ma ti arriva, quindi potrebbe essere una cosa che possiamo sicuramente lavorare, perché come si diceva prima, quando succede dopo tutti dicono quindi va bene, quindi prendiamo atto anche degli spunti e vediamo di lavorarci. Sì, dopo andiamo al voto. Allora, ingegnere, tenga conto che noi non abbiamo una protezione civile qui a Fonte, ci siamo sempre appoggiati all'antincendio boschivo di Crespano, dove c'è, mi sembra, una persona di Fonte che frequenta. Sì, infatti si sono rivelati nel tempo, in più occasioni, molto bravi, preparati e pronti soprattutto nell'intervento. Poi abbiamo un altro paio, mi sembra, che vanno a Bassano, perché lì c'è la protezione civile degli alpini. Però voglio dire, sono 2 o 3 persone, insomma, alla fine, per cui formare o in qualche modo coinvolgere queste 20-30 persone che possano essere di riferimento, prima bisogna individuarle e parlarci, perché non si può mandare la mail senza prima non avere, ovviamente, non averli invitati, avere il consenso, un po' raccolto l'interesse. E quindi è un lavoro un cammino che bisogna cominciare a fare e portare avanti il più breve possibile di tempo, insomma, secondo quelle che sono le possibilità che abbiamo. Perfetto. Ok, se ci sono altri interventi andrei al voto. Allora, consiglieri favorevoli? Unanimità. Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. Qua non si va con l'immediata eseguibilità. Ingegnere, io la ringrazio. Sì, io ringrazio voi, fisicamente saluto il sindaco e gli amici ognuno di voi. Questo è mio. Bene. Poi mi serve Giuseppe, troppo. Vabbè. Sì, lascia. Secondo punto all'ordine del giorno, comunicazione e prelevamento dal fondo di riserva. È una comunicazione, do comunicazione appunto che abbiamo eseguito un prelevamento del fondo di riserva. Per dei dettagli appunto lascio l'assessore Mocellini a spiegarlo. Con il secondo punto all'ordine del giorno si comunica, ai sensi dell'articolo 22 del vigente regolamento di contabilità, che con delibere di giunta numero 20 del 18/2/26 e il 32 del 31/3/26 sono stati effettuati prelevamenti del fondo di riserva, tenuto conto che la presente variazione non comporta effetti negativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2026. Ok, se ci sono interventi, se no è solo una comunicazione, quindi. Sì, qui c'è una breve descrizione che si parla di spese per liti, arbitraggi, eccetera, se si può sapere qualcosa di più su questa spesa. Sì, do solo un dettaglio dal punto di vista tecnico, sono le spese che abbiamo per il ricorso al TAR che c'è stato, per l'installazione dell'antenna radiomobile, e basta, quindi sono quelle spese lì, ecco. Quindi andiamo. Quindi sono risorse per pagare, non so, un'assistenza legale. Assistenza legale, sì. Sì. Beh, così riguardo l'antenna, visto che è saltata fuori, io ho chiesto anche a Giuseppe, perché durante il consiglio avevo capito che andava inserita di fianco a quella esistente. Invece Giuseppe mi diceva che non era possibile per un fatto tecnico, che si è cercato di spostarla anche dall'altra parte del piazzale, ma lì c'è un fosso intubato e quindi la fondazione non ci stava. È chiaro che magari vederla adesso al centro del piazzale, magari un po' di... Consigliere. Sì, essendoci non è proprio il massimo, però... Consigliere Tondi, essendoci un procedimento in atto, chiedo di parlarne casomai perché c'è un procedimento in atto, quindi è meglio aspettare. Quindi. Abbiamo solo detto quello che ci siamo detti in consiglio, insomma non è che... Però, ecco.
Va bene, grazie. Andiamo al terzo punto all'ordine del giorno. No, non sarà votata su comunicazione. Presa d'atto, errore materiale, delibera numero 43 del Consiglio Comunale del 29 dicembre 2025. Niente, c'è stato un mero errore materiale, se vi ricordate erano le aliquote IMU per il 2026, l'oggetto della delibera era appunto la riconferma di quelle dell'anno precedente. C'è stato un errore, il documento presentato aveva un'aliquota per altri fabbricati diversi dall'abitazione principale dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, era stato riportato erroneamente 0,61 invece di quella di 0,91 che era quella dell'anno precedente. Era un errore proprio di battitura nella tastiera perché il 6 e il 9 sono... Quindi niente, oggi prendiamo atto di questo errore, è già stato sistemato, quindi se non ci sono interventi andrei al voto. Beh, è chiaro che anche nella documentazione di bilancio, come anche sul Consiglio di stasera, i documenti sono tantissimi, insomma, sono centinaia e centinaia di pagine. Io personalmente quell'allegato non lo avevo stampato, mi ero letto solo lo schema di delibera, avevo visto che tutto era rimasto uguale. È evidente che magari chi redige le delibere eccetera, ne scrivere decine o centinaia di pagine, è evidente che un numero può anche scappare. Però magari l'assessore del bilancio, magari essere più attenta a lei, voglio dire ai documenti che vengono prodotti e dare un'occhiata, magari anche perché fa parte del suo lavoro. Ecco, quindi è chiaro che è evidente che è un errore materiale perché si era detto di mantenere tutto a 0,91, questo 0,61 c'è, però insomma lo correggiamo stasera. Siamo tutti colpevoli della stessa maniera perché li abbiamo visti tutti, quindi non mi sento di dare colpa a nessuno. Quindi se non ci sono altri interventi andrei al voto. Consiglieri favorevoli? All'unanimità. Astenuti nessuno, contrari nessuno. Qua non c'è l'immediata eseguibilità. Andiamo poi al quarto punto all'ordine del giorno, approvazione schema di convenzione per coordinamento, gestione e sviluppo dei servizi e progetti del Polo Bibliotecario di Castelfranco Veneto, quinquennio 2026-2030. Lascio la parola al vice sindaco Laura Sarai. Buonasera a tutti. Allora, con questo punto all'ordine del giorno andiamo ad approvare la Convenzione 2026-2030 per il Polo Bibliotecario di Castelfranco Veneto. La Convenzione regola il coordinamento, gestione e sviluppo dei servizi del Polo Bibliotecario e l'obiettivo è quello di migliorare i servizi ai cittadini attraverso cooperazione, integrazione delle risorse e adozione di standard omogenei, pur rispettando l'autonomia di ogni ente. Oltre al... Scusate, posso chiedervi un po' di silenzio però, grazie. Oltre al Comune di Fonte ci sono altri 12 comuni partecipanti e, come dicevo prima, l'accordo ha una durata quinquennale con decorrenza dalla stipula fino al 31 dicembre 2030. Il Comune di Castelfranco Veneto viene confermato come comune capofila e tra i suoi compiti principali rientrano il raccordo con provincia e regione, assistenza professionale alle altre biblioteche, organizzazione della formazione del personale e la redazione del programma annuale delle attività. Come obiettivi operativi la Convenzione si premura di utilizzare un software comune per la gestione del catalogo regionale, gestire i servizi di interprestito provinciale, la promozione della biblioteca digitale e poi la realizzazione di programmi culturali comuni, iniziative di promozione della lettura. La collaborazione con il Polo Bibliotecario ha permesso anche di ospitare la mostra che vedete qui esposta, chiamata La Meraviglia del Mondo, l'albo illustrato di divulgazione per bambini e ragazzi, libri da sfogliare e osservare con cure che vanno a trattare vari temi come la botanica, il mondo animale, il corpo umano, storia, arte, musica e cucina.
Per quanto riguarda le materie oggetto della Convenzione, sono istituiti una commissione di indirizzo che è composta da sindaci o assessori delegati e va a definire le linee politiche e delibera su nuovi ingressi o modifiche della Convenzione, e una commissione tecnica che è formata dai bibliotecari del Polo. Ogni comune si impegna a garantire la presenza del proprio bibliotecario agli incontri di coordinamento, collaborare allo scambio di dati e a perseguire il raggiungimento degli standard minimi di funzionamento. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, che trovate per tutti i consiglieri all'allegato B, non ci sono variazioni rispetto agli anni precedenti e ogni anno è prevista un costo per singola biblioteca convenzionata di 650 euro, e questo costo va a coprire servizio erogato, gestione delle funzioni di rappresentanza, organizzazione, coordinamento, copertura finanziaria di formazione e aggiornamento, assistenza professionale alle varie biblioteche del Polo e al coordinamento poi di tutte le iniziative sul territorio del Polo finalizzate a attività culturali, coordinamento acquisti, sviluppo biblioteca, digitale e comunicazione. Io ho terminato, grazie. Grazie. Ci sono interventi? Beh, ormai non so, sarà almeno 20 anni che c'è questa... 23. 23. 2013. Nel 2003. 2003. 2003, sì, scusami. Ecco, mi era sfuggita. Vedo che tutti i comuni che sono entrati continuano a esserci, quindi sembra che sia una cosa che funzioni, per cui per noi rinnovare questo polo bibliotecario con Castelfranco e gli altri comuni va più che bene. Insomma. Sì, poi anche con il polo bibliotecario ovviamente tutte le biblioteche della zona riescono a rimanere in contatto. Per incrementare l'interprestito anche nella biblioteca qui di Fonte stiamo anche cercando di rafforzare il rapporto con le biblioteche di San Zenone e di Pieve del Grappa, che sono comunque le biblioteche più vicine e che nel caso in cui un bambino avesse bisogno di un libro sono anche quelle dove è più facile recuperarlo. Bene. Altri interventi? Se no, andrei al voto. Consiglieri favorevoli? Unanimità. Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. Qui non c'è l'immediata eseguibilità. Adesso andiamo al quinto punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento comunale su criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi di gioco videolotteri, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro leciti, comprese le scommesse. Vi chiedo un minuto di pazienza che mi sposto lì, che avrei piacere di presentarvi dei dati prima di entrare nel regolamento. Allora, ci tenevo a fare una precisazione prima di cominciare perché penso che quando si mette un regolamento di questo tipo bisogna anche raccontare un po' quello che c'è dietro. Questo un po' come prima, come diceva il consigliere Bulla, vuole essere anche un metodo di informazione per tutta la cittadinanza. E volevo un attimo su il centro CNR, è l'ente che ho preso questi dati su suggerimento della dottoressa Amelia Fiorin dell'ULSS. Volevo dare una lettura un po' di quello che è il gioco d'azzardo in Italia, quello che succede qua negli ultimi anni, perché magari se non se ne parla non si rende conto e fare regolamenti è il caso di farli, c'è un motivo perché vengono fatti. Ecco. Forse non so se si vede, ma zoom un po'. Allora, all'anno 2024 il giro d'affari, gli introiti che le società hanno per gioco d'azzardo in Italia, cioè questo viene preso tutto dentro, videolotteri, scommesse online, lotteria nazionale, gratta e vinci, tutto,
ha un giro d'affari di 157 miliardi di euro in tutto quanto Italia, ok? Vedete qua come negli anni dal 2006 i vari decreti hanno in qualche modo, soprattutto questo del più evidente, quello del 2012, sono intervenuti per appunto moderare questa sì, appunto, realtà, di governarla. Il Covid, lo vediamo dopo, è stato un cambio di prospettiva nel gioco d'azzardo, se possiamo chiamarla così, dove vediamo, soprattutto qua lo vediamo un po' accorciato dal 2018 al 2024, vediamo il ritorno a quei 157 miliardi, di cui abbiamo 10 miliardi vanno all'erario dello Stato, okay? Sono gli introiti che lo Stato ha, 22 miliardi invece sono le perdite che i cittadini hanno in tutta Italia. Quindi in media un giocatore ha giocato all'anno 2.658 euro, se ognuno di noi non ha giocato basta fare un conto quanto un altro ha giocato, cioè per due che non giocano vuol dire che uno ne ha giocati 5.000 e ne ha persi 366 uno in media. Questi sono poi numeri medi. Cos'è successo? Fino prima del Covid, in linea arancione, abbiamo la raccolta totale giocata su rete fisica, e invece l'altro grafico spiega appunto la raccolta del gioco sulla rete telematica. Ovviamente prima del Covid eravamo arrivati a 74 miliardi su rete fisica, cioè slot, gratta e vinci, tutti quei dispositivi fisici che si conoscono del gioco, e c'è stata l'impennata sulla rete telematica, quindi tutti i giochi online che ci sono, smartphone, PC e soprattutto smartphone. Anche il lottery dopo con la riapertura ha ripreso questo, ed è per questo che comunque non bisogna abbassare la guardia nel gioco fisico, perché il Comune, dopo vedremo, può regolamentare il gioco fisico, non può regolamentare il gioco online, perché uno può giocare ovunque. Il canale fisico appunto quei 65 miliardi contro quel 91. Diciamo che le perdite più grosse tuttora si hanno ancora sul gioco fisico, mentre quello online sfrutta dei meccanismi comunque che ti fanno stare più tempo collegati, e quindi le vincite magari sono più numerose però più piccole, le perdite sono più piccole, te ne accorgi sempre meno. Abbiamo anche uno spaccato che ci fa vedere appunto l'Italia per la raccolta pro capite. Per il gioco fisico il Veneto si trova circa a metà, con una spesa, con raccolta pro capite del giocato di 1.033 euro a testa, ok? E se andiamo sull'online vediamo come è molto più marcato nel sud Italia il gioco, e il Veneto qua resta praticamente l'ultima in classifica ancora, fortunatamente. Quello che fa specie anche a me, dopo personalmente, queste sono tutte cose, sono pensieri miei comunque, questi sono i numeri di conti correnti aperti, perché il gioco online, mi sono informato, non è che non giocando, ma mi sono informato, vengono aperti conti correnti online ogni qualvolta che accedi a qualche piattaforma. Ad oggi in Italia si contano 20 milioni di conti correnti aperti per le giocate online, e non solo, però questi, soprattutto quelle online. Abbiamo il 62% nella vita, quindi 30 milioni di persone hanno almeno giocato una volta, nell'ultimo anno sono oltre 20 milioni di persone. Abbiamo basso rischio in Italia il 4%, rischio moderato severo 1,7%. I giovani in questo, da uno studio europeo appunto dell'ESPAD, abbiamo che nel 2024 il 26% dei sedicenni italiani è risultato avere un profilo problematico, quindi anche questi dispositivi, che se ne sta parlando anche di utilizzarli in maniera normata,
Oltre alla questione dei social, comincia a esserci un sommerso anche riguardo il gioco online per i giovani. Perché questi numeri? Semplicemente perché dietro questi numeri ci sono persone. Mi sono fatto dare un po' anche di numeri che segue, scusate se è staccato. Il Veneto è comunque sempre stata una regione che è intervenuta in modo puntuale anche con l'ultima legge, che è la legge 38 del 2019, dove prende spunto anche il nostro regolamento. E questa legge appunto regola le regole all'interno dei luoghi di gioco e dall'altro indica anche la formazione obbligatoria per i gestori di questi luoghi. Nel 2025 mi è stato detto appunto 591 operatori hanno partecipato a questi corsi online. Nell'ULSS 2, a carico dell'ULSS, abbiamo 230 giocatori a carico nella provincia di Treviso. Consideriamo una media nazionale del 3% di persone che hanno problematiche che si affacciano ai servizi sociosanitari, vuol dire, più o meno, numeri medi spalmati sulla media, che 6.000 persone in provincia di Treviso sono a rischio o giocano in maniera importante. Anche qui abbiamo il concetto di caregiver che c'è nel mondo sociosanitario, cioè quando una persona a casa ha un problema di uno che gioca, altri 4 in media, mi diceva l'ULSS, sono coinvolti all'interno di questo meccanismo. 6 per 4, 24, vuol dire che 24.000 persone in provincia di Treviso, a spanne, sono coinvolte e c'è dentro questo giro di vite della patologia del gioco. Quindi, perché viene questo regolamento? Il Comune di Fonte aveva già un'ordinanza fatta ancora, penso, che anni... una decina d'anni fa, ma l'ordinanza comunque ha bisogno di una base, comunque di un regolamento. Quindi oggi vado a proporre al Consiglio Comunale questo tipo di regolamento che prevede anche qui, perché c'è proprio il secondo punto del regolamento, sulle finalità, penseremo anche qui di fare una serata di formazione. Su queste serate di formazione vi dico già, perché chi le sperimenta non viene mai nessuno, quindi come prima, perché è un problema che chi si informa ha paura di farsi vedere, perché la vede come comunque una cosa che non... però sarà nostro, ci proveremo, faremo una serata, abbiamo un autore di un libro che verremo a raccontare, appunto, verrà un po' a raccontare questa realtà che c'è in Italia e non solo. Il regolamento si basa appunto sulla legge 39, che è quella anche sulla legge 39, che è della legge 38, scusa, del 2019. Che cosa dice questo regolamento? Insomma, dice si applica solamente a sale slot, scommesse, non si applica a gratta e vinci, per dirvi, cioè per quelli sono monopoli dello Stato ha una legislazione diversa. È una legislatura diversa e qua diciamo una distanza, non possono essere installate questi sale slot a una distanza di 400 metri dai luoghi sensibili. Questi luoghi sensibili quali sono? I servizi di prima infanzia, istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture ambulatori residenziali, residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione sociale e culturale, oratori, patronati e circoli da giochi per adulti, anche dalle appunto, stazioni ferroviarie e di autocorriere. Questa distanza vale anche dalla distanza da ATM, cioè bancomat o compro oro, perché appunto si vuole evitare quel principio di ci metto poco, mi servono soldi, vado a prenderli e vado a prelevare e continuo a giocare. E è vietato, dopo si vedrà che è vietata anche all'interno, questi macchinari non possono avere il collegamento al bancomat in automatico dentro queste macchine.
che la locazione di questi non cambia, quello che è installato ad oggi non cambia, cioè se facciamo una disamina e vediamo dove sono non è che cambia, cambia però nella misura in cui si voglia cedere l'attività, giusto se dico in esattezze, è un subentro. Per quanto riguarda le distanze, le zone anche, è stato messo anche a livello urbanistico che fino all'adeguamento dello strumento di pianificazione territoriale comunale a disposizione di cui il comma le nuove sale da gioco devono essere realizzate nelle aree destinate ad attività produttive. Per quanto riguarda invece chi ha questi macchinari, sono appunto tenuti ad esporre cartelli informativi dello S2, c'è un sito che si chiama c'è un sito internet specifico dove andare a scaricare il materiale e vieta agli operatori di far credito ai giocatori e installare appunto i terminali multifunzione che consentono l'accesso ai giochi mediante prelievo di contante e il pagamento dell'utilizzo del gioco stesso. Gli orari di esercizio vanno dalle 9 alle 22, queste 9 alle 22 comunque sono normati in periodi per evitare appunto che la gente stia attaccata su queste macchine per tutto l'orario continuo. Quindi l'orario va dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18 e dalle 20 alle 22. Fuori di questi orari le macchine devono essere spente. Dal punto di vista sì, appunto, sanzionatorio è compito della polizia locale e c'è una sanzione pecuniaria che va da 25 euro a 500 euro come previsto dal testo unico degli enti locali di fatto. Ecco. Questo a grandi linee è il regolamento. In sintesi ci tenevamo a farlo come amministrazione per quello che vi ho appena raccontato sui dati che ci sono, quindi non è un problema, è un problema come sindaco io devo comunque tutelare la salute dei miei cittadini. Il supporto che ho sono questi dati comunque che a livello di ULS la società comunque deve pagare e deve dare supporto a queste persone che sono patologiche e con dopo quello che crea a livello sociale l'impatto di chi ha problemi di gioco. Ecco. Quindi di più sui dati non so dirvi, quindi qualche domanda sul concetto che c'è dietro al regolamento ve la posso dare. Andare più nel dettaglio dei numeri, non sono un tecnico, mi sono fatto solo spiegare questo, ringrazio ancora l'ULS per avermi dato supporto in questo e ecco, quindi se avete qualche intervento. Se ho capito bene, una delle prime schede, forse quella successiva a questa, c'era che un italiano medio spende 3.000 e passa euro. 2.658 euro, sì, di gioco. Medio. Medio. Quindi vuol dire che se il 3% gioca... e spende 3.600 euro. No, il 3% è chi si affaccia in media nazionale, è chi si affaccia ai servizi sociosanitari, non è che gioca. Quindi fatto 100 persone che giocano, 3 sono quelle che si affacciano ai servizi, ne ho 97 che comunque giocano, ma non si affacciano al mondo che è sociosanitario, quindi non sappiamo, non si curano. Avevo capito che mediamente un italiano spende 3.000 euro in giochi. 2.600, se io prendo 157 miliardi e li divido per il numero di... eccolo lì. Eccolo. Ogni italiano vuol dire che in media 56 milioni di italiani spendono, non è scritto così? Sì. Il meccanismo perverso è quello che ti fanno metti 10 e vinci 8, metti 10 e vinci 9, metti 10 e vinci 11, metti 10 e non vinci. Cioè alla lunga, fine anno, perdi 366 euro. Quello sono i dati statistici che poi è come il pollo di Triusa, bisogna ragionarci sopra. Quindi chi poi gioca tanto perde molto di più. Però ha giocato 2.600 euro. Sì, ma è un tema di attualità perché a scuola facciamo tutti gli anni delle lezioni ai ragazzi, perché anche i ragazzi, bene o male... Sì. No, se serve le slide ve le posso anche lasciare dopo, che può essere utile anche a scuola. Alla fine uno rischia 2.658 euro, avrà perso 366, però... In media. In media.
Sono numeri impressionanti, non pensavo fossero... Sì, sono schizzati anche dopo il Covid. Quello che mi preoccupa molto, lo dico come sindaco e parlo ai genitori, è il gioco online, è quel 24% di sedicenni italiani che è a rischio di... Ci sono giovani, mi racconta anche Luis, che si mangiano risparmi dei nonni e famiglie perché dopo cominciano a chiedere mi dai un po' di soldi, mi dai di qua, mi dai di qua. Quindi è un problema sommerso che non si riesce a controllare bene con l'online. Come amministrazione il compito questa sera è duplice. Abbiamo un'ordinanza, vogliamo rafforzarla con un regolamento, facendo conoscere alla cittadinanza i numeri di oggi, che queste sono fonti ufficiali anche con le agenzie doganali dei monopoli. Dopo uno può sempre dire ma perché lo Stato non interviene per abbassare, perché sono quei 10 miliardi comunque che sappiamo le dinamiche che ci sono. Quindi va bene, ho visto che questo regolamento è stato redatto, diciamo, di base dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana, sì. Quindi sicuramente sarà valido perché è un'associazione molto preparata, con persone molto preparate. Volevo chiedere, a suo tempo, quando si era fatta l'ordinanza, era perché c'era, mi sembra, una istanza di fare una videolotteria in piazza Onè, è giusto? Ce n'era una precedente. Non avevamo un regolamento, in quell'epoca abbiamo adottato l'ordinanza per ovviare a problemi che stavano arrivando. Attualmente non abbiamo, diciamo così, questi 400 metri, non è per... arriva giusto dove c'è un negozio che ha questo tipo di macchine. 400 metri sono stabiliti dalla Regione ed è una misura minima. Tecnicamente... Allora, stavo dicendo che i 400 metri sono fissati dalla legge regionale ed è una misura minima. Per aumentare, nel regolamento abbiamo messo i 400 metri, però tecnicamente si potrebbe anche aumentare, però la legge impone che devi fare a livello di piano di interventi un'analisi dettagliata sul territorio per vedere se distanze maggiori hanno anche un senso, perché potrai anche mettere una distanza tale per cui nessuna macchinetta può essere installata. A quel punto ti fanno saltare il regolamento perché di fatto non permette a nessuno di entrare nel territorio. Quindi deve essere una misura che ha anche un senso perché ci siano queste macchinette. Vabbè, quindi benissimo che ci sia un regolamento che almeno per il gioco, quello pubblico, dopo sappiamo che uno può giocare col computer, col telefonino, ma lì non si riesce ad arrivare, insomma, no? Comunque, certi numeri, questi numeri di questa sera sono proprio numeri importanti, una vera piaga sociale. Sì, anche perché in pochi anni l'online ha superato il fisico. Da questa slide qua, di quei 157, 91 adesso sono poi raccolti dall'online. Va bene. Sì, posso? Sì? Beh, immagino la risposta sia sì, quindi immagino che ci saranno dei controlli che verranno effettuati per appurare che queste slot machine in determinati orari, quelli prestabiliti, non siano funzionanti, giusto? Sì. È già stato fatto anche. Quindi, stando alla spiegazione che aveva dato Grigion sul discorso dei 400 metri, è la stessa cosa sulla scelta degli orari, queste 9, 13, giusto se non sbaglio, 9, 13, 15 eccetera, è per lasciare un po', per andare incontro a eventuali ricorsi, diciamo, in particolare. Sì, diciamo che più si sta aderenti a un regolamento superiore, cioè una legge regionale, più è difficile impugnarlo, perché se è già stato approvato a un livello superiore, più si stringe, dopo più bisogna essere solidi nel giustificarlo, ma se la legge regionale funziona, dopo diciamo 400 metri non sono proprio pochi, se si guarda fonte dopo, col fatto che adesso indicano anche che devono essere messi in aree non più residenziali o in aree produttive, è ancora più impattante, diciamo, se uno vuole metterlo, ok? Ok, se non ci sono altri interventi io andrei al voto. Consiglieri favorevoli?
unanimità, astenuti nessuno, contrari nessuno. Qui non c'è l'immediata eseguibilità. Torno al posto per l'altro punto. Sesto punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per la disciplina dei sistemi della videosorveglianza sul territorio comunale del Comune di Fonte. Questo di fatto è l'ultimo tassello che manca per il completo funzionamento delle telecamere di videosorveglianza e dei vari sistemi di videosorveglianza che abbiamo all'interno del Comune di Fonte e in dotazione della Polizia Locale. E come sapete, magari non si sa, però a fine anno sono state installate fisicamente 5 punti telecamere, che sono quelle installate, ribadisco e ve ripeto, davanti all'entrata del paese, giù vicino a via Castellana, con l'incrocio che va alla strada laterale che va giù, che si unisce a via Fonte, che è quella sotto Ariese, e davanti all'asilo di Onè ce n'è un'altra è al semaforo proprio in centro, qua, al semaforo di Onè, una è qua davanti alle scuole elementari e medie e una è sulla rotonda di Fonte Alto. E abbiamo dovuto aggiornare il regolamento, ce n'era uno mi pare vecchissimo, dove di fatto tutta quanta la questione della privacy, adesso sapete la questione anche del DPO, dobbiamo garantire la privacy, l'accesso ai dati e la trasparenza con i dati di videosorveglianza anche. L'impianto di videosorveglianza in particolare, vado a capitoli grandi, il tempo è veramente tecnico, quindi vado per punti. È finalizzato a sicurezza e prevenzione, protezione e incolumità degli individui, ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento e repressione dei reati, raccolta di elementi utili all'accertamento e alla repressione di comportamenti illeciti, razionalizzazione e miglioramento del servizio pubblico al pubblico, rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolte da soggetti pubblici nel quadro delle competenze ad essi attribuite alla legge, controllo di determinate aree ai fini della tutela ambientale, tutela di coloro che più necessitano di attenzione, bambini, giovani, anziani, particolari portatori di handicap e monitoraggio del traffico, la protezione della proprietà, codice della strada, supporto del sistema di protezione civile nel territorio e monitoraggio nelle aree eventualmente a rischio del comune, prevenzione e repressione e reperimento prove relative a violazione delle normative e anche regolamenti in materia di rifiuti, esempio le fototrappole, e altre finalità previste a norma di legge. Diciamo che ad oggi stiamo terminando le connessioni ad oggi le telecamere sono collegate, sono collocate intanto come server qui fisico all'interno del Comune di Fonte. Stiamo attendendo che Asolo completi l'allacciamento anche delle loro e col ponte radio che devono fare ad Asolo, per dopo avere anche la sala centrale collegata con tutti i comuni. E questo servizio qua inoltre si sta lavorando Contarina sta lavorando insieme con la prefettura per avere accesso loro. I carabinieri potranno accedere chiedendo a Contarina direttamente i dati, o in qualsiasi stazione potranno entrare e verificare i dati di tutti. Questo permette appunto di avere un territorio così vasto e grande e videosorvegliato con moltissimi punti. L'introduzione anche, la polizia locale adesso si è dotata anche di bodycam, quindi sapete che quando vedete la polizia locale hanno
questa telecamera qui che viene attivata. Questa ha una duplice funzione sia per loro, per tutelare la loro sicurezza, ma anche per riprendere le cose che succedono, quindi anche in caso di indagini sono estremamente utili. Abbiamo anche le dashcam sulle macchine della polizia locale. E di fatto i dati principali sono che queste immagini saranno conservate per 7 giorni. Nel caso serva di più deve esserci in ordine comunque se ci sono investigazioni, cioè la polizia locale o i carabinieri chiedono di bloccare la cancellazione, prendono i dati e li gestiscono a livello proprio appunto giuridico. E niente, quindi di fatto se qualsiasi cittadino può richiedere l'informativa tramite richiesta al protocollo. I siti di ripresa li sappiamo, ve li ho appena indicati quali sono. Colgo l'occasione anche per questo regolamento per ringraziare tutta la polizia locale che ci ha dato una mano a farlo e lo ha fatto. E volevo salutare anche il comandante Bonato, perché come saprete cessa col fine mese, non sarà più il comandante dell'associato. Al suo posto ci sarà il suo vice attuale che è Campagnaro. Io volevo ringraziarlo a nome di tutta la cittadinanza, credo anche a nome di tutto il Consiglio Comunale, per questi 7 anni che ha fatto ad Asolo. La convenzione con la polizia locale è praticamente 5+1, siamo entrati un po' dopo, e chi è stato sindaco, e penso che anche Massimo lo sappia, avere un comandante che dà supporto anche al sindaco e alla popolazione è una figura fondamentale che lega e dà un senso di sicurezza. Lo saluteremo il 30 ad Asolo, c'è il Consiglio Comunale, quindi volevo comunque ringraziarlo qua a nome di tutto il Consiglio Comunale per il servizio svolto qui a Fonte. Ecco. Quindi se avete qualche domanda inerente al regolamento posso darvi qualche indicazione anch'io, però di fatto è più una questione legata alla privacy e formale per poter usare in tranquillità questi dati. Ecco. Ho 2 osservazioni. Sì. Allora, nella parte iniziale della delibera c'è scritto: il Comune di Fonte ha intenzione di dotarsi di un sistema di videosorveglianza, eccetera, eccetera. Ci sono già? Sì, sono già installate. Poi, nella parte dove proprio si delibera, punto 2 dite di approvare il regolamento per la disciplina della videosorveglianza per il Comune di Asolo. Sì, Fonte, è vero. Sì, perché hanno preso spunto da quello di Asolo. Svista. Avevo tolto i refusi da qua, ma no, da qua. Sì. Grazie. Ma è giusto, domanda proprio così informativa, è giusto prima installarle e poi fare un regolamento, o dovrebbe essere dato prima un regolamento e poi dovrebbe venire l'installazione? No, allora io posso installare un sistema di videosorveglianza, dopo l'importante è l'uso che se ne fa. Cioè, io non posso utilizzarlo per una serie di cose. A livello giudiziario però la telecamera è fruibile se serve a livello giudiziario per fare le indagini. Non posso utilizzarla per identificare per altri scopi che sono qui comunque. Comunque ad oggi non è completamente attivo il sistema. Questo era un ultimo tassello che ci permette dopo di terminare tutto l'utilizzo. Non è completamente attivo in che senso? Cioè, cos'è che le telecamere funzionano? Le telecamere funzionano, registrano, non sono collegato con il centro operativo di Asolo e sono in attivo, ma non è che non possiamo utilizzare quelle informazioni che ci sono. Cioè. Solo per l'uso delle informazioni, in quel senso? Sì, se posso intervenire, allo Stato le informazioni possono essere utilizzate solamente dalle forze di polizia nel caso di indagini investigative, quindi loro hanno il potere di fare accesso e di visionare i filmati. Allo Stato il regolamento invece va a regolare tutte quelle che sono le questioni di trattamento dei dati personali, quindi un rapporto anche pubblico-privato e va a tutelare il privato cittadino su quelli che sono proprio i riferimenti normativi a livello di GDPR, insomma. Però è tutto regolare. Si parlava prima del comandante Bonato,
Non ho capito, va in pensione o si trasferisce in un altro No, comune? cessa l'attività sua, cessa, si trasferisce fuori sì, regione e si ritira a vita privata, semplicemente. No, ancora no. Okay. Dispiace perché insomma mai era, da quando c'era la convenzione che c'era il comandante Bonato, insomma è uno che si fa anche vedere, è sempre disponibile, dispiace, comunque se verrà in Consiglio Comunale lo saluteremo volentieri. Ok, altre domande? Allora andiamo alla votazione. Consiglieri favorevoli? Unanimità. Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. Qua dobbiamo andare all'immediata eseguibilità. Consiglieri favorevoli? Unanimità. Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. Bene. Settimo punto all'ordine del giorno, approvazione al rendiconto per l'esercizio finanziario 2025 e della relazione di cui l'articolo 151 del decreto legislativo 267/2000. Lascio la parola all'assessore Luana Mocellin. Allora, con il punto 7 all'ordine del giorno si approva il rendiconto per l'esercizio finanziario 2025. Il rendiconto comprende il conto economico e lo stato patrimoniale, che sono corredati da numerosi allegati che dettagliano il risultato di gestione, la composizione delle risorse, i residui, i costi sostenuti e le altre componenti patrimoniali ed economiche. Sono stati approvati e allegati i vari prospetti e le relazioni, tra cui la relazione sulla gestione, la relazione del revisore e le analisi di equilibrio finanziario e patrimoniale. La gestione evidenzia un risultato positivo. La cassa passa da un importo di 1.524.155,80 euro del 1 gennaio 2025 a 1.964.941,40 euro al 31 dicembre 2025, quindi con un incremento di circa 440.000 euro. Confermando che si tratta di una gestione finanziaria che garantisce il mantenimento degli equilibri e la sostenibilità della liquidità. Il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad euro 153.325,42. Lo stato patrimoniale evidenzia un patrimonio netto al 31/12/25 di 15.258.785,29 e per quanto riguarda invece l'avanzo realizzato, questo ammonta a 1.296.913,44, che è composto da una parte accantonata di 488.253, una parte vincolata di 342.837, una parte destinata agli investimenti per 91.795 e una parte disponibile per 374.026. Quindi, pur avendo realizzato buona parte del programma elettorale, pur avendo inserito molte iniziative a livello sociale, sono stati mantenuti gli equilibri di bilancio e i risultati positivi di amministrazione. Grazie. Ci sono interventi? Sì, il rendiconto è anche un fatto tecnico, nel senso che alla fine dell'anno si fanno i conti di dove sono finiti i soldi, quindi il Comune poi ha sempre avuto un bilancio sempre in ordine, non abbiamo mai avuto problemi e anche questo rendiconto segue la tradizione del Comune di Fonti. Poi eventualmente è da capire l'avanzo che è più o meno quello dell'anno scorso, dove andrà speso e lo vedremo sul punto successivo. Però avevo un paio di cose da chiedere riguardo anche al personale, visto che si nomina cessazioni, posti vacanti, eccetera. Quali sono le novità sul personale che sono, diciamo così, descritte a pagina 36, ma non è facile da capire bene come funzioni. Cioè chi va in pensione e come viene sostituito. Adesso c'è ad esempio anche l'allontanamento del comandante, insomma, nel senso che se ne va. No? Sì, beh.
Il comandante non è in organico a fonte, quindi non pesa sull'organico a fonte. Entro fine anno non sono previsti pensionamenti, e quindi è tutto. Adesso c'è la questione, sì, siamo a organico pieno, c'è la questione adesso lo vediamo dopo comunque anche il discorso dell'altro operaio che valuteremo magari di un attimo si posticiparlo l'entrata, e per il resto è tutto quanto stabile, quindi abbiamo il personale. Quest'anno non va in pensione No, nessuno, no. E forse verrà assunto qualcuno. Vediamo adesso se abbiamo spazio a fine anno per assumere un altro operaio. È chiaro che è la spesa corrente che è sempre o spesso il problema, perché la spesa corrente ha tanti vincoli ed è evidente che se le spese vanno a finire in certi capitoli poi rimane meno per altri. Comunque mi sembra di capire quindi che quest'anno non va nessuno in pensione, e forse si assumerà qualcuno. Ecco, una cosa che non ho trovato nella documentazione, come si chiama? Quello che è il resoconto dell'economo comunale, non è uno dei documenti. Dell'economo Sì, dell'economo comunale, cioè gli scontrini che vengono portati agli uffici, guarda che ho speso 5 euro per una bomboletta di vernice, che ne so, per una chiave inglese, per un qualcosa. Ecco, c'è una cosa che insomma così ho notato. Ci sono delle spese che riguardano i bicchieri del Consiglio Comunale, cioè è chiaro che si parla di poche decine di euro, però è anche evidente che 13 bicchieri, 14 per 6-7 consigli fanno circa 100 bicchieri all'anno, e lo stesso vale per le salviette. Ho visto che ci sono anche in un mese 2 scontrini per salviette e bicchieri del Consiglio Comunale. È chiaro che alla fine questi 50 sono uno a maggio, un altro a maggio ancora, e poi un altro a settembre, totale fanno 50 e passa euro, ma con 50 euro di bicchieri se ne comprano almeno 1 migliaio, forse anche 1.500, quindi c'è qualcosa che deve essere secondo me un po' così portato sotto controllo, perché si tratta di 50 euro, però voglio dire, io in 15 anni di amministrazione non abbiamo portato uno scontrino per i bicchieri e per le salviette, neanche per l'acqua, perché ce la siamo sempre comprata noi, non si troverà nel conto dell'economo comunale nessun euro per le salviette e i bicchieri. Quindi anche se la spesa è piccola, la giunta insomma è ben retribuita, abbiamo visto, ho parlato a suo tempo abbondantemente, e quindi almeno questo tipo di spesa secondo me andrebbe almeno portata a quello che è una cosa normale, cioè servono 100 bicchieri e 100 salviette e si spendono 3 euro e non 50. E quindi magari chi fa il controllo di questo tipo di spese che ci dia magari un'occhiata e faccia sensibilizzazione anche attraverso agli altri consiglieri di maggioranza di non portare agli uffici scontrini di 19 euro più altri 19 più altri 13 per bicchieri e salviette di carta per il Consiglio Comunale. Va bene. Altro? Se no andiamo alla votazione. No, vedendo che c'è un po' di ilarità su questo discorso qui, vuol dire che c'è o qualcosa che non torna o Tondi ha visto male, quindi sarebbe anche corretto dire no, guarda, vi sbagliate, non so. Beh, scusi consigliere Tondi, adesso, scusi Zanotto, dire che c'è ilarità perché trovo assurdo che in un consiglio comunale si porti un tema del genere, cioè torniamo ai 20, vabbè. Detto questo, io per carità, se c'è uno scontrino, poi non penso che stiamo truffando nessuno, le spese ci sono sempre state, magari Giuseppe, non lo so, mi puoi dare spiegazioni su quanto spendiamo per i tovaglioli o per la carta igienica? Bicchieri e salviette per il Consiglio Comunale, non c'è scritto per il municipio, spiego, perché ma se fossero bicchieri penso che siano delle spese regolari, se poi si vuole alludere ad altro, allora si parla chiaro, se no non si fanno allusioni a caso. Ma io so che con 50 euro si comprano 1500 bicchieri e 1500 salviette. Probabilmente nella sala giunta c'è il cassetto pieno di bicchieri
Però sì, è evidente che questa spesa deve durare personalmente. non per solo il 2025, ma anche per il 26, 27, 28 e avanti. Guardi, consigliere Tondi, per chiarire, quello che viene usato in sala giunta viene comprato personalmente con i soldi personali, non con i soldi del comune, punto. Ce l'ho qui davanti, se volete ve lo giro anche, ma lo trovate facilmente, Va perché l'ho bene. trovato io, lo trovate anche voi. Grazie. Ok, andiamo alla votazione. No, scusami, signor Sindaco, voglio ricordare al vice sindaco che voleva far saltare un appalto quando voi eravate in minoranza perché non c'erano le salviette sulla sala mensa, tovaglioli di carta, quindi adesso Scusi, non ho capito. io ricordo benissimo a un consiglio comunale che si parlava della mensa dove lei, signora anche dottoressa, vice se sindaco, aveva consigliato a noi all'epoca di far chiudere il contratto della fornitura della mensa perché non era stato provvisto di salviette di carta su un pranzo guardi, dei bambini. io più che una risoluzione del contratto... Finisco, poi può parlare quanto vuole. Quindi voglio dire, qua non è una questione di 50 euro, perché insomma non penso che un comune abbia questi problemi, ma è un fatto anche di buon senso. Cioè se io mi devo prendere una bottiglia d'acqua e 4 bicchieri di plastica, io volentieri vi lascio il gettone di presenza dei 15 euro del Consiglio Comunale e ve li offriamo noi al Consiglio l'acqua e i bicchieri di plastica. Sicuramente non è il caso di portare uno scontrino di 30, 40 euro, 50, insomma, ecco. È solo lì, è solo una questione di stile, tutto. Comunque scusi, posso chiudere un attimo la questione degli appalti, giusto per chiarire, visto che sarebbe anche quello di cui mi occupo tutti i giorni. Penso di non aver parlato di risoluzione ma di inadempimento contrattuale. Se il contratto prevede determinate clausole e determinate previsioni, non penso di aver mai parlato di risoluzione, ma probabilmente di eccepire l'inadempimento tramite una diffida legale. Tutto qua, grazie. Bene. Andiamo al voto. Consiglieri favorevoli? 9. Astenuti? 4. Contrari? Nessuno. Andiamo all'immediata eseguibilità. Consiglieri favorevoli? 9, sempre 9. Astenuti? 4. Contrari? Nessuno. Ultimo punto all'ordine del giorno, variazione del bilancio di previsione, verifica del permanere degli equilibri di bilancio, applicazione parziale avanzo e rendiconto 2025. Lascio la parola all'assessore Luana Mocellin. Allora, fatta la premessa che dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2025 approvato con il rendiconto della gestione 2025 emerge che il risultato di amministrazione al 31/12/25 è pari a 1.296.913,44, determinato da un fondo di cassa di 1.964.941, residui attivi di 862.160, residui passivi 541.211, netto del fondo pluriennale vincolato complessivo di 988.976 e che il risultato di amministrazione risulta composto da una parte accantonata di 488.253, quella vincolata 342.837, quella destinata agli investimenti 91.795 e la parte disponibile 374.026,43. Con questa delibera si propone una variazione al bilancio di previsione 2026 e 28 e un'applicazione parziale dell'avanzo del rendiconto 25. Le motivazioni principali sono quelle di impiegare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese di investimento con utilizzi idonei a garantire benefici durevoli a favore della collettività, contribuendo al miglioramento del patrimonio pubblico, della qualità dei servizi e della sicurezza del territorio, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio.
adeguare la programmazione degli investimenti a seguito della sostituzione della fonte di finanziamento da alienazioni patrimoniali, finanziare interventi prioritari su viabilità, illuminazione pubblica, patrimonio comunale e impianti sportivi, aggiornare gli stanziamenti per progettazioni strategiche, garantire gli interventi manutentivi urgenti e adeguare stanziamenti relativi a servizi comunali, trasporto scolastico, obbligo verso enti terzi e recepire economie e riduzione di spesa su alcuni capitoli. Le entrate correnti e capitali sono integrate con avanzi di amministrazione, con trasferimenti, rimborsi e alienazioni, mentre le uscite comprendono quote di diritto, spese di manutenzioni, incarichi professionali, acquisti di beni, lavori di manutenzione straordinaria e interventi di riqualificazione urbana. Complessivamente si prevede una variazione in parte capitale per 170.000 circa e invece in parte corrente per circa 12.000 euro. Se il Sindaco vuole spiegare come utilizzare... L'avanzo, che era una domanda anche precedente del consigliere Tondi. Allora, circa quel 460.000, allora 150.000 li teniamo a livello prudenziale in caso di emergenze che possono succedere, cioè può succedere, speriamo di no, può succedere un imprevisto a livello idraulico, può succedere un imprevisto a livello sociale, sono quei 150.000 euro che bene o male ogni anno vengono tenuti da parte. Partiamo con 10.000 euro, verranno messi per gli interventi di manutenzione igienico-sanitari degli spogliatoi di calcio. Dopo l'infiltrazione che c'è stata è stato sistemato il tetto, adesso bisogna ripristinare un po' l'intonaco perché è preso male. 25.000 euro sono dedicati agli incarichi professionali per la realizzazione di interventi sulla scuola media, cioè la progettazione. Noi abbiamo aderito al GSE per la scuola media. Comunque andiamo avanti a fare la progettazione, quella là iniziale, perché così ci prendiamo, se dovessimo entrare, speriamo ci sia un buon riscontro, perché avevamo aderito subito, avevano chiuso il GSE e dopo l'hanno riaperto, quindi quando riaprono vuol dire che stanno ricevendo altre domande. In ogni caso non aspettiamo quello, comunque diamo l'incarico, partiamo a fare intanto l'adeguamento energetico e anche un po' la parte sismica. Per 25.000 euro, quindi nel caso dovessimo prendere il bando dopo del GSE verranno interamente restituiti in gran parte. 5.000 euro abbiamo bisogno di attrezzature per il comune e 40.000 euro al momento li andiamo a mettere da parte dell'illuminazione, quindi andiamo a integrare. Abbiamo ancora parte non ancora efficientata, oppure qualche lampione a batteria andremo a sistemarlo. 20.000 che vedete qua vanno sommati anche gli altri 140.000 di alienazioni che sono state sostituite, quindi gran parte dell'avanzo va a sostituire quei 140.000 euro di alienazioni che c'erano, che abbiamo visto prima, per lavori di manutenzione straordinaria ed asfaltature. 10.000 euro andiamo ad investire per il parco che c'è in via Fabbia, che mancano delle giostrine, da un parco in un'area altamente vissuta, ci sono tante famiglie, tantissimi bambini. E adesso quest'anno anche metteremo un po' di soldi nelle progettazioni, visto che i scorsi consigli comunali ci è stato fatto notare che avevamo investito, ma perché l'avanzo dell'anno scorso abbiamo messo tutte in opere che abbiamo portato a termine e di fatto nel giro di 2 anni abbiamo accantierato tutto quello che c'era da cantierare. Incarichi professionali che riguardano, posso anche nel libro mi pare erano anche indicati, abbiamo intenzione di dare incarichi per il parco qui, di fare una progettazione per questo parco che è stato acquisito, il master plan per la sistemazione della scuola, ex scuola elementare di Fonte Alto, che nel DUP abbiamo visto come sala polivalente o casa delle associazioni, che sono comunque contento che via Roma, adesso lo stabile di via Roma sia praticamente completamente pieno di associazioni, e questo è insomma è bello vederlo di sera con queste luci accese quando sono tutte le riunioni. E un altro incarico, adesso vediamo se sarà sicuramente per il terreno Bertolini, qualcosina,
E questi insomma, quindi diamo le progettazioni, quelle principali che ancora mancavano. E quei 10.000 euro che vedete per i lavori adiacenti al parco di Villanervo, appunto perché cominceremo già con il smantellamento della siepe e un po' di cose, cominceremo a lavorare su poi quest'area che questo Consiglio si è impegnato a portare a casa. Di fatto questo, altre cose di nota del Consiglio che volevo un attimo... come IPA Terre di Asolo e Montegrappa aderiremo anche quest'anno al Pedemontana Fund, se vi ricordate era quello che era stato fatto già 5 anni fa mi pare. Andiamo con la seconda edizione, quindi è stata scelta come quota 1,25 euro a cittadino per dare un po' un elemento comune a tutti quanti, e quindi verrà appunto riproposta a livello proprio di tutta intesa programmatica d'area, quindi tutti i comuni aderiranno a questo. E poi sono un sacco di voci, sì, comunque siamo qua a disposizione a dare qualche spiegazione dove sappiamo e basta. Quindi un avanzo direi che punta alla progettazione e al mantenimento comunque dello stato attuale del paese e anche delle sue migliorie, ecco. Se ci sono interventi. Sì, io stavo un attimo guardando i numeri, che si sa benissimo che sono sempre risicati e si fa fatica a coprire sempre tutte le necessità che ci sono su un territorio, su un comune. Sulla manutenzione straordinaria, asfaltature 20.000 euro effettivamente sono anche un po' poche. No, sono 160. Sono 20 e vanno tolte le alienazioni di 140.000. E le mette sì. Qua. Bene, quello. E un'altra domanda è sulla sicurezza, cioè sul capitolo sicurezza, che insomma, questi adesso anche il governo ha fatto un decreto sicurezza perché effettivamente sta cambiando un po' le situazioni, anno per anno ci sono sempre delle variazioni. Dal punto di vista di sicurezza vediamo che quello che accade oggi magari non accadeva qualche anno fa, parliamo delle baby gang o parliamo che magari qui a Fonte non ne abbiamo, però il discorso dei furti in casa non solo a Fonte ma un po' anche nel territorio, gli ultimi eventi che sono capitati abbastanza anche violento, questo qui di San Zenone, si è portato la maggioranza a fare una riflessione su dedicare qualche risorsa, diciamo, a una sorveglianza aggiuntiva rispetto alle forze dell'ordine che ci sono. Quindi vado a spiegarmi meglio. Se era il caso di mettere delle risorse per avere una sorveglianza privata in orario serale, soprattutto nei periodi estivi, quando i furti in casa, che la gente ha le finestre aperte fino alle 9 di sera, magari come era già stato fatto qualche decennio fa, mi ricordo con una maggioranza diversa, si era istituito un servizio di controllo del territorio con una vigilanza privata. Quindi ho fatto anche delle valutazioni tramite delle aziende che forniscono questi servizi per capire anche su che spese si va a incorrere, e mi dicevano appunto che una sorveglianza non armata, però un pattugliamento notturno di 6 ore, 7 ore con un mezzo magari fornito dall'ente, per modo di dire, come altri comuni lo stanno facendo, Pieve di Soligo l'ha fatto in alcune situazioni non permanente, c'è una spesa di 22-23 euro all'ora più IVA. Quindi facciamo un conto che magari una sorveglianza serale dalle 7 a mezzanotte, dalle 7 all'1 ci costerebbe 150-160 euro. Prolungata per i mesi estivi, insomma, sarebbe una spesa attorno ai 4.000 euro mensili. Ecco, non sono cifre, diciamo, proprio bassissime, ma non sono neanche assurde. Andare a incrementare, soprattutto in questi periodi estivi e le feste natalizie, che sono i due momenti magari un po' più critici, aver messo qualche risorsa per questo tipo di progetto, ecco che mi sento sarebbe stato
da parte dei cittadini, secondo me, ben visto, ecco, almeno per l'esperienza che ho avuto, come ripeto, in passato, e come mi hanno un po' anche detto alcuni consiglieri di altri comuni che hanno questo tipo di servizio. Sì, vedo che sì, non c'è niente, o forse mi è sfuggito qualcosa. Allora, o forse... Intanto dell'avanzo si parla di parte capitale, quindi spesa investimento, e questa andrebbe sicuramente in spesa corrente, quindi non possiamo applicare avanzo per una cosa del genere. E al di là di questo, il concetto, quello che comunque spiegherò anche al prossimo consiglio, che c'è un'interpellanza che ho scritto al capogruppo, che per mero regolamento non potevo discuterne, comunque rispondo in breve stasera, vi risponderò comunque per l'interpellanza che è stata fatta sul tema sicurezza. È una cosa che in verità ci avevamo pensato anche noi prima della campagna elettorale, ancora in fase di... non è per togliere la paternità dell'idea, ma è una cosa che si allenava. Non è quello il problema. E cosa è stato fatto a questa amministrazione? Nei turni abbiamo fatto nel periodo estivo, nel periodo invernale, comunque è stato fatto il servizio serale della polizia locale, quindi qualcosa sicuramente è stato fatto. Poi questione di sicurezza non è mai abbastanza, perché dopo c'è una questione di percezione di sicurezza, c'è il pericolo reale, la gente ha bisogno di sentirsi sicura. 2 telecamere in più le verranno messe appunto anche col bando del Ministero dell'Interno che abbiamo vinto, il bando ministeriale, che sarà quello che verrà messo al cimitero e verrà messo anche presso il magazzino comunale. Apro e chiudo parentesi, il bando l'avevamo fatto prima del furto in cimitero, quindi no, è per dire che magari abbiamo corso ai ripari, no, il bando era stato fatto prima, purtroppo è successo quello che è successo dopo, e basta delle delibere di giunta, quindi la cosa privata sì, possiamo anche, si può valutare, non faccio promesse adesso. Comunque per noi, dopo la questione baby gang, non ci sono. No, allora, quell'operatività di strada che abbiamo messo in piedi, dove siamo entrati in relazione con più di 30 ragazzi, Gianna? Una trentina di ragazzi. Hanno tutti un nome e un cognome, hanno tutti una famiglia, da dove vengono. Adesso sappiamo, si riesce davvero a entrare in dialogo con loro. Come abbiamo detto già, quando c'è il titolo del giornale è già tardi. Noi stiamo cercando di evitare che succedano queste cose qua. Dopo succederanno, non possiamo bloccare queste cose sociali che ci sono, però ci stiamo lavorando e questa amministrazione sta cercando di prevenire quel disagio, che va incontro a quello che abbiamo visto oggi dei numeri di gioco d'azzardo, perché dentro un telefonino non si sa cosa fanno questi ragazzi. E stiamo lavorando appunto investendo risorse anche in prevenzione in questo tipo, per costruire giovani domani che non andranno a delinquere, si spera. Dopo sappiamo che l'essere umano ha limiti infiniti su questo, quindi stiamo lavorando su questi fronti. La sicurezza per noi resta una priorità, continuiamo a installare telecamere, le stiamo facendo funzionare, le fototrappole adesso potranno essere utilizzate, okay? Prima c'era proprio una questione che non si potevano utilizzare, una questione proprio di regolamento, e quindi questo, ecco, mi sento di dire. Apro e chiudo parentesi, non per mettere le mani avanti sulle asfaltature, stiamo valutando quante asfaltature fare in base al prezzo del bitume che c'è adesso, perché in provincia di Treviso stanno bloccando cantieri perché è schizzato sul prezzo, non si stanno più dentro quelle spese. Quindi vediamo se valutare qualche opera idraulica. Infatti ci troviamo domani mattina, mi sembra, con ATS e Consorzio di Bonifica Piave, per vedere se riusciamo a fare degli interventi mirati dal punto di vista idraulico. Preferisco non regalare per l'inflazione di prezzi metri d'asfalto solo perché è andato su il prezzo, magari spostare le asfaltature, qualche asfaltatura in più l'anno prossimo se si abbassa il prezzo, ma lavorare su qualcosa che il cittadino percepisce subito, anche come questione di sicurezza anche idraulica, ecco. Quindi questo. Comunque per la sicurezza rispondiamo comunque la prossima volta in pieno. Ok? Ha risposto alla mia domanda che le avrei fatto appena adesso, no? Riguardo alle asfaltature e
e la sicurezza idraulica, ma mi ha risposto senza che gli faccia la domanda. Quindi volevo spostare un attimo sui soldi per l'illuminazione pubblica. Avete intenzione di fare qualche tratto nuovo o si tratta solo di manutenzione, i 40.000 che ci sono in previsione? Allora, tratti nuovi da fare, quello che ci viene richiesto più spesso sarebbe il tratto di via San Salvatore. Okay. Abbiamo un preventivo in mano perché avevamo partecipato al bando bici in comune e quel tratto là costa 90.000 euro, il tratto basso. Quindi adesso stiamo valutando perché ci sarebbe da finire la zona industriale. Ci sarebbe Santa Margherita che hanno ancora i lampioni quelli vecchi. Stiamo aspettando vedere anche con l'avanzo che avremo dalla gara, perché c'è stato un ribasso importante per la pista ciclopedonale, però quella potremo lavorare solo sulla opera interessata, quindi solo sulla parte alta. Quindi quell'avanzo là, se avanza con il ribasso tra asfaltatura e illuminazione, il nostro obiettivo è già consegnarla illuminata il pezzo nuovo, per appunto evitare di trovare dopo, anche qua la coperta come si diceva è quella lì, 90.000 euro, adesso cerchiamo di valutare, ci mettiamo a tavolino le emergenze quali sono, quindi quello è. L'idea nostra sarebbe finire il lavoro iniziato, perché se si è iniziato a efficientare un comune, secondo me si cerca di finirlo, dopo finito là si parte con le linee nuove. C'è qualche lampione critico a batteria che lo cambieremo, non li cambieremo tutti perché sennò finisco solo, i 40.000 euro vanno solo a sostituirmi i punti luce che non vanno a batteria, perché ripeto sono 800 euro a punto luce di batteria da sostituire, più IVA. Volevo fare un ragionamento più che una domanda, no? Visto che abbiamo piantumato via San Salvatore, abbiamo piantumato via Montegrappa, belle da vedere senz'altro, no? Ma incrementeranno anche le manutenzioni e renderanno più difficile il taglio dell'erba, cioè avranno delle conseguenze. Mi chiedo, forse non era meglio completare l'illuminazione di via San Salvatore che spendere 52.000 euro di piante? Era un bando provinciale sul verde, dovevamo. E per quanto riguarda la manutenzione, mi sorge una domanda che devo farle perché era un problema che si riportava avanti da anni. I tigli che ci sono in via Asolana, quelli di fronte alla Villa Bernardi, per capirci, no? Sono diventati di proprietà del comune o sono ancora privati? Perché ho visto che li abbiamo manutenzionati come comune e a me risultava che fossero privati, perché avevamo fatto dei tentativi, vari tentativi per potarli, per fare della manutenzione, e ci è sempre stata negata dai proprietari e risultava che fosse di proprietà di privati. Io volevo capire se sono diventati pubblici o se sono tuttora di privati, perché non credo che sennò io avrei gli olivi, avrei tante piante da tagliare anch'io. Beh, aspetta. No, ma sono sul concepire e non è mai stato chiarito dove era l'effettivo confine stradale. Era una presa di posizione che aveva il vecchio proprietario, quello del fondo, Insomma, che non voleva assolutamente che fossero toccati. Allora, o ti vedi contenzioso sul confine o a questo. insomma, non è che una proprietà sia promiscua, o è privata o è pubblica. La mia domanda è specifica. L'80% delle strade comunali che sono in area privata ma sono pubbliche. Adesso andiamo su. No. Comunque nelle misure catastali risultano privati. Nelle misure catastali risultano di proprietà privata. Le ho qua. Sfido chiunque individuare i punti. Li ho qua. No, perché insomma, avendo ricoperto un ruolo e avendo chiesto più volte di intervenire in quel posto lì, allora, e mi è sempre stato negato, insomma, anch'io. Facciamo così.
non abbiamo la risposta, vi invito come consiglieri a rivolgervi all'ufficio, secondo me, a approfondire la cosa. Come consiglio non ho la risposta. Avevamo già chiesto agli uffici a suo tempo e c'era stato detto che era di proprietà privata, è il motivo per cui non siamo mai intervenuti là. Adesso sono cambiate le cose. Non è mai stato chiarito, dove è l'esatto confine. Cascare in testa quel punto era meglio forse. Come scusa? Cascare in testa non era proprio punto era meglio. La domanda è: abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male a sistemare le cose? Perché è lo stesso concetto che si applica a questo punto a quelli che hanno le siepi sporgenti, che possono essere pericolose. A questo punto mi sento autorizzata a dire a questi proprietari che hanno le siepi sporgenti, dire: guardate, se andate in comune ve lo fanno gratuitamente, perché fanno altri interventi su aree private. Sta dicendo che non è invece cioè che non si è mai chiarito il confine. Qui ho la misura. Scusi. Qui c'è la misura catastale dove si capisce che i tigli sono di proprietà privata. Scusi, dottor Sindaco, cioè, signor Sindaco, posso intervenire? Sì. Allora, posto che ora chiariremo se la zona è pubblica o privata, nel caso in cui fosse privata, mi pare che ci sia anche una norma del Codice Civile che stabilisce che un intervento può essere fatto dal pubblico e poi si chiede il pagamento al privato. Quindi, nel caso in cui fosse accertato, non mi creda che non faremo differenza a nessuno. Grazie. Però diciamo che Sì, prima di fare un intervento, prima si va a vedere di chi è la proprietà e poi eventualmente si fa. Non è che facciamo le cose, va bene, giusto, si fanno le cose all'italiana, prima facciamo e poi eventualmente vediamo. Se nessuno si lamenta, stiamo zitti. Se qualcuno se ne accorge, corriamo ai ripari. Non è così che funziona. Funziona che si vede di chi è, si chiede eventualmente, si fa una telefonata, si chiede e se dice: guarda, devi tagliare come lo fanno tutti. C'è stata un'ordinanza che ha obbligato giustamente a tenere puliti tutti i rami sponsenti. Sì. Ho visto. Allora l'ordinanza vale per tutti. Non è una questione così di logica, non è che vogliamo. È una questione di principio. A me sta a cuore che sia state tagliate quelle piante lì, è una questione solo di principio. Perché o si applica per tutti o non si applica. A noi risulta che non siano, però a noi risultavano non private, però approfondiremo se c'è il dubbio. Poi scusate, posso dire un'ultima cosa, un consiglio strettamente, poi ognuno fa quello che vuole. Non sbandierei delle visure catastali così pubblicamente, perché non sono accessibili a tutti, possono essere accessibili a tutti, basta chiederlo. Io le ho scaricate dall'ufficio, quindi durante l'orario di lavoro una visura di un privato non finalizzata a scopi di lavoro. L'ho pagata all'ufficio. Sì, certo, però io non lo sbandierei proprio così pubblicamente. Se poi aveva dei dubbi, visto che Guardi che sono pubbliche le visure. Sì, certo, ma visto che abbiamo dei tecnici, no, anche sì, visto che abbiamo dei tecnici molto preparati, la visura poteva anche chiederla. Lo devi fare prima di far tagliare le piante. No, lo faccio tutti i giorni in realtà. Fai male allora. Grazie. Va bene? Altro? Sì, ho anch'io qualche domanda da fare. Allora, una riguarda la spesa corrente. Allora, è vero che la coperta è sempre corta perché è innegabile, ma è anche vero che il 2025 non è stato un anno in cui la raccolta, diciamo così, tributaria per il comune sia stata malvagia, nel senso che è arrivata dentro un po' di più IRPEF, quest'anno addirittura ne prevediamo 150.000 euro in più, 2026 parlo, ma anche nel 2025 ne è entrato di più. Anche gli oneri per permessi di costruire, insomma quest'anno, parlo del 2025, sono stati sostanziosi, molto di più di qualche anno precedente. Non solo, poi ci sono anche quegli eventi straordinari, tipo le antenne al cimitero di Fonte Alto, che renderanno 200.000 euro circa, giusto? Poi vuol dire, sì, la coperta è corta, però è anche vero che si tratta anche di spendere in un certo modo invece che in un altro. Adesso, per esempio, prima
Il collega Lino ha tirato fuori il discorso delle piante, per carità, chi è che è contrario a mettere giù delle piante? È vero che c'è anche un contributo provinciale di 20 e passa 1.000 euro, ma c'è anche vero che anche il comune mette 20-30.000 euro. Allora c'è da chiedersi se quella è la priorità, anche perché i costi successivi per manutenzione, per ingombro delle caditoie, dalle foglie, eccetera, nel tempo darà sicuramente qualche problema. Allora, fatto sta che la coperta è corta, però è stato anche un anno in cui si è raccolto di più e si trovano denari per questo tipo di attività. Io mi chiedo, visto che questa delibera e un'altra delibera di giunta sono un giorno prima o un giorno dopo, che si comincia già a ritoccare quelle che sono, come si chiama, le tariffe per il trasporto scolastico. Allora, c'è da capire, visto che c'era questo bonus bebè che con 25 euro si dava una mano alle famiglie, mi chiedo che questo, che era una stupidaggine, è evidente che è una stupidaggine, continua a esserlo, mi chiedo se invece chi ha a cuore le famiglie e quindi vuole sostenere anche la natalità, perché si era parlato di inverno demografico, tutta una serie di discorsi, adesso trovarsi che il giorno prima di fare la delibera si aumenta di 20 euro il trasporto scolastico, no. Non mi piace, vi dico la verità, è un grave errore, state facendo una brutta figura. Allora, bisogna spendere dove serve. Magari gli alberelli, invece di metterne spendere 30.000 euro, si spendevano 10.000 euro e si trovavano i 20-30.000 euro per metterli qua sul trasporto scolastico, visto che tutti, maggioranza e minoranza, ci siamo sempre detti che le famiglie vanno sostenute e le spese vanno in qualche modo addebitate alla collettività, perché la famiglia che ha 1, 2, 3 figli è evidente che sta peggio di chi invece come me, sono l'esempio che non ha figli e quindi le cose sono diverse. Quindi ricordiamoci di chi ha bisogno e magari lasciamo stare certe spese, ma potrei anche tirare fuori la pista di pattinaggio, che ne so, associazioni che fanno sempre pranzi e feste e portano le bollette al comune molto sostanziose. Quindi cerchiamo di spendere bene, cerchiamo di spendere dove serve, perché se è vero che la coperta è corta, bisogna anche usarla bene questa coperta, perché se oltre a essere corta la facciamo anche a metà, allora la frittata è fatta. E questo riguardava le spese correnti. Sulle spese invece di investimento volevo chiedere, perché c'è un elenco e si parla di incarichi professionali per la riqualificazione urbana, ma si parla master plan Fonte Alto. Volevo sapere, questi 45.000 euro sono per la piazza di Onè, sono per Fonte Alto, il progettista, architetto, come si chiamava, non mi ricordo più, Cunial, che avevamo incaricato, ha presentato qualcosa, c'è questo master plan. È un errore anche questo che non è Fonte Alto, è Onè? No, oppure non è un errore. Allora, se ci può sapere qualcosa. Rispondo sul primo punto, anzi rispondo su questo, poi rispondo sul primo. No, questi qua sono incarichi, abbiamo raggruppato tutto in un unico capitolo, semplicemente perché non avendo preventivi in mano precisi per evitare di andare ancora in variazioni dopo, questi sono incarichi generali. Dentro qua sicuramente c'è la scuola elementare di Fonte Alto, non è un errore, ok? Ex scuola elementare di Fonte Alto, okay. Nel DUP, nel nostro programma elettorale, nel DUP è scritto, approvato... Sì, no, so tutto, ma dico i 45.000 euro sono per la scuola elementare di Fonte Alto? No, c'è quello, c'è dentro il parco, questo qui, okay. C'è dentro la questione di, si vuole iniziare anche la questione di Bertolini, quindi sono intanto progetti. Non si capisce, perché master plan di Fonte Alto, Bertolini e Onè, scuola... Sì, un master plan è un documento architettonico, uno studio preliminare. Sì, ho capito, ma perché Fonte Alto? Dico? Scuole elementari, ex scuole elementari di Fonte Alto. Ma bisogna fare un master plan per la scuola? È una progettazione iniziale, perché allora, ci avete rinfacciato che non siamo in grado di fare progetti e così non abbiamo progetti pronti nel cassetto da tirar fuori per abbiamo bandi. Adesso facciamo progettazioni per i bandi, sono progettazioni... Sì, vanno tutti quanti qua dentro, non è che ho diviso per ogni incarico.
Sì, ma siccome non eravamo al corrente di questo master plan di Fonte Alto, ma abbiamo piacere di Il master capire... plan è un documento tecnico di organizzazione di un'idea progettuale di massima con una costificazione base per dopo essere pronti ad avere un bando, almeno abbiamo una fase di progettazione avanzata. Era spiegato un po' in maniera sommaria, non si capiva, adesso ho capito che si tratta di una somma che riguarda l'area Bertolini, il parco del municipio, la parte che è stata acquistata di recente, suppongo, la scuola media. No, scuola media è sopra 25. Ma qua c'è scritto scuola media. Cosa? Allora, aggiornare gli stanziamenti su progettazioni strategiche, parco municipio, area Bertolini, scuola media, master plan Fonte Alto. Sopra, incarichi professionali 25.195. Quelli sono esclusivamente per la scuola media. Gli altri sono mescolati. Sì. Ok. E per il master plan di ONE c'è qualche novità, qualcosa? Master plan di ONE stiamo attendendo, possiamo dirlo, domani abbiamo l'incontro con la De Berti, il direttore di Veneto Strade, perché la strada è diventata regionale adesso. Stiamo dialogando con la soprintendenza perché, come avevo detto, c'è il vincolo paesaggistico, quindi il parere vincolante dell'abbattimento o no degli stabili è di competenza della soprintendenza. Sicuramente il fatto che adesso diventa regionale la strada, questo aiuterà molto nel portare in operativo questa parte di progettualità. Ecco. Quindi domani abbiamo l'appuntamento, domani pomeriggio, e vi daremo benissimo, solo voglio sapere che documenti portate giù alla De Berti perché possa valutare qualcosa. Abbiamo la progettazione di Cavallin, abbiamo la relazione paesaggistica fatta dallo studio Cugnal. Quindi Cugnal ha portato dei documenti, voglio dire, ha fatto un master plan di ONE? Sì, recenti, sì. E noi abbiamo fatto la storia di 7 amministrazioni, perché mi ricordo questo numero qua, da tutta la storia che ha questo centro di ONE per spiegare alla soprintendenza che non c'è alternativa, ecco. E basta, questi documenti, insomma, quindi c'è una progettazione ci sono tanti pezzetti messi là pronti adesso a essere. La provincia sapete che ha già dato parere favorevole e la regione si era già impegnata con la vecchia amministrazione, ecco adesso che con quella nuova adesso dovremmo riuscire ad andare avanti. Per quanto riguarda la spesa corrente c'è da fare un ragionamento un po' più ampio secondo me. Intanto si cita sempre le cose che sembrano non avere impatto, però i libri di testo per le medie non sono stati citati adesso, per esempio, che sono abbiamo messo Luana, 13.000 euro di libri per le medie che tutti i ragazzi che vanno alle scuole medie potranno usufruire dei libri di testo, quindi tutte le famiglie che partecipano alle scuole avranno un bene, quindi non solo chi fa il trasporto scolastico, per esempio. Trasporto scolastico, il ragionamento era partito già tempo fa, che l'abbiamo condiviso con voi. 100.000 euro, 80.000 euro nell'anno 2018, 100.000 euro nell'anno 2020, 140.000 euro nell'anno 2024, 24-25, 140.000. La base di partenza per l'appalto con la provincia era per lo stesso servizio 200.000 euro, cioè 180 più IVA che va ribassato mi pare qua. Se io divido per il numero di ragazzi che utilizzano lo scuolabus arriviamo a 1.200 euro a ragazzo, se io divido il numero col nuovo appalto. Sinceramente ci siamo detti qual è il limite di un servizio che diamo. Abbiamo detto diamo i libri di testo a tutte le famiglie che partecipano alla scuola, quindi dire che non investiamo sulle nostre famiglie, questa la rimando al mittente, finisco. Che le tariffe sono ferme da molti anni e le abbiamo ritoccate appena per appunto anche una questione di equilibrio che dopo c'è nel servizio scolastico, che il servizio scolastico
abbiamo fatto questo tipo di scelta. Altra cosa è, nel nostro programma elettorale c'era la piantumazione di piante, i cittadini ci hanno votato perché c'era anche quello, quindi abbiamo un obbligo verso i nostri punti, siamo arrivati già oltre il 60%, 70%, dopo neanche 2 anni di cose già avviate e realizzate, quindi abbiamo fatto un patto con i cittadini e noi lo stiamo sì, appunto rispettando. Con il sociale stiamo spendendo sempre di più, tanto che la nota che c'è anche del revisore dei conti ha detto attenzione a quei contributi che date, attenzionateli perché comincia a esplodere la cosa, ok? Quindi che non stiamo facendo per le famiglie, anche no, stiamo anche diversificando la questione, stiamo dando alla comunità, a più fruitori possibili, un servizio. Questo, le piante le posso vedere anche così, erano dentro il discorso manutenzione. Kevin, non so se vuoi aggiungere il tipo di piante che sono state utilizzate appunto anche a livello di manutenzione. Noi ci abbiamo pensato, ovviamente non è che le piantiamo senza considerare quello che verrà dopo, abbiamo scelto delle piante che non abbiamo messo giù platani, bagolari, tigli lungo la via San Salvatore o lungo le altre zone in cui non possono stare, d'accordo? Quindi è ovvio che noi stiamo già mettendo delle basi per una futura programmazione e manutenzione, come stiamo già facendo. Siamo partiti l'anno scorso e come abbiamo fatto anche quest'anno, manutentando man mano le piante, perché siamo partiti praticamente da zero, siamo arrivati in una situazione in cui le piante erano abbastanza compromesse su vari fronti. Stiamo prendendo in mano la situazione e ci siamo ripromessi di fare ogni anno un intervento in modo tale dopo da arrivare a dare una rotazione generale a tutto il comune, quindi abbiamo considerato anche questo, partendo dalla scelta delle piante e dagli interventi futuri. Non so se ho risposto, però c'è qualcosa che non mi torna, perché alla fine adesso quanti ragazzi è che prendono il trasporto pubblico? Sarà, non so, 200? 300? 140. 20 euro a testa in più, quanti soldi vengono fuori? 140 per 2 fa 2,80. Metti un altro zero, 2.800 euro. Cioè, giusto? 20 euro in più per 140, numeri che mi avete dato voi, Sì. Salta fuori a 2.800 euro. 2.400. Non possiamo strapparla questa delibera e dire guarda, ci siamo accorti che avevamo qualche soldo messo da parte, insomma abbiamo deciso di risparmiare sulla bolletta di qualche associazione che festeggia sempre e saltano fuori i soldi per... Il ragionamento che dobbiamo fare, lo dobbiamo fare anche un discorso di equità. Se un cittadino mi viene a chiedere ma perché dai 1.000 euro a una famiglia e a me non dai niente? Perché questo succede col trasporto scolastico. Cioè 140 bambini costeranno più di 150.000 euro. Quindi vuol dire che a ognuno noi mettiamo 1.000 euro. Diamo 1.000 euro. Allora, il fatto di averlo aumentato del 5%, 10%, non mi interessa la percentuale, è solo un riequilibrio nei confronti di tutti gli altri cittadini che non lo pagano questo servizio. Perché lo diamo in modo, è un costo troppo esagerato per pochi. E allora per un discorso di riequilibrio con tutta la cittadinanza è giusto incrementare anche la spesa. E se devo essere sincero, a mio avviso è ancora poco rispetto agli aumenti che ci saranno. È un discorso di equilibrio massimo, non è questione che abbiamo penalizzato è qualcuno. È il presupposto che è sbagliato, non e è ne un abbiamo discorso di dato equità. 13.000 a tutti gli altri per chiederne 2.800 a chi usufruisce del servizio. Io credo che ci sia un diverso ragionamento, cioè non devi vedere solo l'aspetto che ti fa comodo, guarda l'aspetto nel suo insieme. Abbiamo dato 13.000 euro a tutti gli studenti e abbiamo fatto pagare 2.800 euro ai 140 cittadini che usufruiscono del servizio. Dov'è il male? Dimmi dov'è il male, dov'è sbagliato. È quello che ti ho detto prima, ma evidentemente non sono stato chiaro. Cioè, questi
questi 20 euro per 140 bambini che saltano fuori 4 soldi, alla fine è il segnale, no, che dà un'amministrazione che dice guarda, li ho trovati i soldi per qualcos'altro, ma per il trasporto scolastico no. Allora, sì, ma le esenzioni che ISEE... le famiglie siano più o meno ricche, d'accordo, ma se vai a fare l'ISEE, queste robe qua, diventa qualcosa di ingestibile a livello comunale, perché non abbiamo 100 impiegati qua dentro che possono seguire 140 pratiche ISEE o queste robe qua. Bisogna avere un po' anche la concretezza di dire, boh, non aumentiamo, perché in questo momento, guarda, c'era un servizio l'altro giorno alla televisione, quasi tutte le categorie, tranne qualcuno, in questi anni hanno perso centinaia di euro, cioè a parità di paga col costo della vita che è aumentato, la busta paga è più leggera e vale 10, 20, 25% in meno rispetto a un po' di anni fa. È vero che le spese sono aumentate, ma abbiamo anche detto prima che l'IRPEF comunque ha avuto un incarico, un introito maggiore, che i permessi per costruire hanno portato a più del doppio rispetto a qualche anno fa. Allora troviamoli questi 2.800 euro e diciamo alle famiglie teniamo la tariffa com'era. Secondo me io avrei fatto così. Dopo uno dice per questioni di equità li faccio pagare di più, ma non è una spesa voluttuaria, non è un qualcosa di lusso, è un qualcosa che porta il bambino a scuola, appunto, che è anche un obbligo tra l'altro. Io non avrei aumentato questa spesa. Dopo la si può guardare adesso, dopo chiudiamo la discussione perché sono solo punti di vista, perché dopo di fatto, perché dopo cos'è che abbiamo fatto però, perché bisogna anche raccontarla tutta la storia. Abbiamo alzato gli scaglioni dell'IRPEF per l'esenzione, ok? Che dell'ISEE, scusa, perché il principio è questo. Anche i principi con cui è stato dato il trasporto scolastico. Abbiamo dato la possibilità a tutti, perché non è una questione a volte, il trasporto scolastico non è una questione solo di reddito, è una questione di possibilità di portare il figlio a scuola. Perché uno potrebbe dirmi non posso permettermi neanche quei 150 euro di trasporto scolastico e lo devo portare a piedi, in macchina, e uno dice perché lui non paga di più? E abbiamo detto diamo la possibilità a quei libri di testo di appianare questa differenza tra chi può permettersi o no anche il trasporto scolastico, perché non è solo... L'altro punto è, abbiamo giocato con questo, quindi abbiamo detto diamo la possibilità a tutti di partecipare dando priorità a fratelli, quindi se un genitore non è che può dire lascio a casa un fratello, ne porto due, il fatto che quegli anni, adesso mi ricordo c'erano i fratelli, entrambi i genitori lavorano, perché questo è un problema oggettivo, perché non posso portarlo a scuola, ok? Quelli che hanno magari sono sono orfani o hanno solo un genitore, abbiamo cercato di dare priorità a quelli, quindi è vero, sono 20 euro, quello può essere brutto da vedere, ma la logica con cui è stato applicato tutto, posso garantire che l'equità l'abbiamo cercata di garantirla sul sistema scuola, non solo sul sistema trasporto scolastico. E dopo allora, chiudo. Ti dico che qualcuno con 400.000 euro di IRPEF ha portato l'esenzione a 15.000 euro, su proposta di qualcun altro, e si parlava del 2023, con 400.000 euro. C'è qualcun altro che con 550 ha lasciato quel limite lì. Allora questo me lo dovete spiegare, perché da 400 a 550, se più 40% non è più 4%, anche è qua, più 40%. Anche qua va raccontata giusta, perché anche noi l'abbiamo chiesta in sede di consiglio e ci è stato detto non si può e l'avete fatto l'anno dopo. L'abbiamo fatto con 40% di risorse in meno. Questo che non vi è ancora entrato in testa, è un passaggio che non è difficile, è un po' matematico, ma 40%, 100 sta a 40, come 400 sta a 1000, cioè è anche abbastanza facile. C'è chi ha fatto delle scelte coraggiose e ha premiato, sì, chi ha meno, e chi ha un figlio alla fine è un costo grande. Le coppie fanno pochi figli perché? Perché sono un costo, soprattutto perché se fossero più sostenute probabilmente ne farebbero anche di più. È chiaro che questo segnale va in direzione opposta. È voluto fare il figlio, paga di più. Va bene. Sì. Allora,
io capisco che la minoranza deve fare il suo ruolo perché è giusto che sia così, però vorrei dire due cose. Allora, i ragazzi di oggi cosa vi sembrano? Sono attivi? I ragazzi di oggi che vanno a scuola sono attivi? Sono veloci? Io vedo bambini obesi col cellulare. Io credo che... Ma non è una misura anti-obesità questa? No, questo è un modo per dire che forse dobbiamo farli anche camminare un po' di più, no? Magari investiamo sulle biciclette, che è una buona idea. Poi un'altra cosa, per quanto riguarda il buono bebè, io vorrei che fosse l'ultima volta che ne parlate, perché veramente mi fate ridere. Allora, il buono bebè non vuole essere altro che un benvenuto a questi ragazzi, perché le famiglie che hanno, a questi bambini, perché le famiglie che hanno difficoltà arrivano ai servizi sociali. Non è che attraverso il buono dobbiamo mantenere una famiglia. Le diamo 25 euro, una copertina. Si parlava di sostegno alla natalità. Finisco. C'è un giocattolo, c'è il bavaglino, c'è la copertina, ci sono dei buoni. È un benvenuto, basta, perché sennò veramente... Ma voi potevate farlo? Io avete capisco avuto che tanto sei tempo. imbarazzata, Gianna, per il discorso è questo, perché alla fine questi 1.000 euro divisi a 25-30 bambini, insomma... Un'altra cosa. 40 bambini, scusa. A proposito del vice sindaco che si perde sul tovagliolo, ma pensate che una persona intelligente come me si perde sul tovagliolo della mensa? Ma guardate che quella mensa... Non è della mensa, del consiglio comunale. No, che voi dite che lei parlava del sì, è vero, me lo ricordo anch'io. Ma guardate che... Aveva chiesto che venisse rimborsato quel pasto a tutti i genitori perché alla prima giornata di mensa dell'anno i responsabili della mensa sono arrivati senza... Ma io penso solamente di aver fatto eccepire ma torniamo veramente su una questione di 3 anni fa e soprattutto... No, scusa. No, ma e soprattutto grazie per ricordarti meglio, no, anzi peggio di me quello che dico e soprattutto se devi ricordare cosa che dico correttamente, perché una risoluzione del contratto per queste cose no, un inadempimento contrattuale sì, perché è previsto dal contratto che avevate sottoscritto, come altre irregolarità che non sono mai state eccepite. Allora, la mensa aveva solo un problema, che era immangiabile. Adesso sono tutti contenti, quindi... No, è che adesso non può più parlare nessuno. Sono tutti contenti. Ma pensa, a noi non risulta. Un'altra cosa, no, scusate, io non vi ho interrotto. Per quanto riguarda lo scontrino, perché questo è proprio creativo, ma tanto, ma voi avete trovato lo scontrino del panettone, del prosecco che abbiamo mangiato assieme qua a Natale? Lo avete trovato lo scontrino? No, perché... Ce le siamo sempre comprati di tasca nostra, Gianna, mi credi? Ma guardate che noi... Comprese le salviette e anche i bicchieri. Anche noi. Non sembra, insomma. Anche noi, sempre. Non con i soldi degli assessori. Chiudiamo. Perché posso... devo fare una replica intanto per quello che ha detto Kevin. Intanto, me la devi concedere perché... sì. Lui ha scelto le piante che non mollano le foglie, capito? La scelta del tecnico, le piante che non mollano le foglie e che non fanno le radici, sono piante strategiche. Quelle non porteranno manutenzione. Ma al di là di questo, volevo solo dirle che se fai le potature come hai fatto quest'ultima volta, le puoi fare sul giardino di casa ma non con i soldi pubblici, perché quelle piante che hai potato hanno già i rami che arrivano sul marciapiede, vai a vederli. Quindi mi hai accusato di capitozzatura, no? Però se tu vai a vedere le piante che abbiamo capitozzato, sì, sono ancora lì belle, verdi e non è morta neanche una. Quindi
secondo me una potatura a livello, hai poco da ridere, una potatura a livello pubblico non è come quella di casa che ti puoi prendere la scala e potare la piantina del giardino. Vanno potate ogni 3, 4, anche 5 anni a seconda delle disponibilità economiche che ci sono, e quando vanno potate in una certa maniera che non è quella che avete usato. Infatti il Comune di Treviso ha il regolamento che vieta le capitozzature anche per i privati. E su tutto il no, perché ribadisco che non sono state capitozzate e non sono neanche morte, sono le belle vigorose le piante. Ma perché l'anno dopo è così, ma guardiamole tra 10 anni come saranno e ne riparliamo. Vabbè. Sì, il post era di qualche anno fa, comunque quello della capitozzatura non è che sono lì le piante, possiamo andare a fare un giro insieme. Un pioppo è là morto, e ve lo assicuro perché è lì. E un pioppo che è stato tagliato in via Fabia è morto l'anno dopo. Poi io non so da dove salta fuori. No, evidentemente il suo. Ma lei si rende conto che la sua opinione di questa sera va contro quelle che sono studi e studi di agronomi, e che è confutato il fatto che la capitozzatura è un atto vandalico sulle piante, ma lei si rende conto che tagliando le piante in quel modo vengono destabilizzate? Ma lei lo sa che i tigli delle ex scuole elementari di Fonte Alto sono quasi tutti compromessi perché voi li avete tagliati malamente diversi anni fa? Che avrà 100 anni chi ti morirà anche loro prima o dopo. Kevin, non è che allora, la teoria della capitozzatura è una storia che hai inventato tu, perché mi sembra che mi sembra che siano state potate sempre da gente qualificata, che non sono io la persona qualificata sulle piante. Si vede. Lo premetto, ma le ditte che sono venute a fare la manutenzione del verde non erano macellai. No, scusami, io non... No, a me non vieni a dire fly down, scusami, perché io ho anni di studio alle spalle e non prendo... Sei comunale, devi stare anche attento a come ti rivolgi, hai capito? Detto dai migliori proprio. Chiudo. Diamo la votazione. Grazie. Non era finito il mio intervento. Volevo arrivare ancora ai 20 euro. Basta, del pulmino. Perché? Ancora? Sì, perché non sono d'accordo con il ragionamento che è stato fatto. Okay. Nel senso che quelli che utilizzano il pulmino, è vero che il consigliere Bulla ha detto che è questione di equità, ma secondo me chi usa il pulmino è proprio quello più in difficoltà, che non ha la possibilità magari di portare il figlio con la macchina a scuola tutte le mattine. E quindi, ragion per cui bisognava dargli una mano, non penalizzarlo. Tutto là, cioè è il principio che non la vedo alla stessa maniera. Voi la vedete come equità, io dico che chi usa il pulmino o è lontano dalla scuola e non ha la possibilità di portare i suoi figli alla scuola. Non è detto. Non è detto, non saranno tutti, ma va bene. Io non credo che uno che abita in piazza paghi il pulmino per portare il bambino a scuola. Sì. Penso che chi usufruisce del servizio è perché ne ha veramente bisogno, se no vedo che tutti quanti alla mattina... Il servizio del trasporto scolastico è molto variegato, lo posso garantire. Ok? Bene, andiamo al voto. Consiglieri favorevoli? 9. Astenuti? Nessuno. Contrari? 4. Consiglieri, andiamo all'immediata eseguibilità, favorevoli 9, astenuti 4, nessuno, contrari 4. Va bene, finito, io vi ringrazio a tutti, buona serata e alla prossima.